prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. Buon pomeriggio, l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona e siamo rimasti solo in due. Se pensa a te, Pensa- sì. Cioè, I loro migliori non sono resistono. nessuno, no? Siamo rimasti loro perché sono loro gli non ci ospiti. sono. Parlo dello staff, Giovanni. Dello staff. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, buona domenica naturalmente in questa splendida giornata di sole. Primaverile. Io mi sono già messo infatti Io sono come Lilla. la Hai giacchetta visto? primaverile. Oh, ecco. come siamo primaverili? Ma dove Bene. sono gli altri? Non lo so, poi magari No, cerchiamo, lo sappiamo, poi ci cerchiamo stiamo di intendendo. secondo me sono già andati in Camporella, da qualche parte, sai. Insieme o No, ognuno? no, nel senso sono andati per campi, no? In Ah, no, tu hai sempre il quella vabbè, roba lì. Andiamo avanti. In mente, andiamo avanti. Beh, allora, Buon benvenuto a pomeriggio, Giovanni Patrick. benvenuta Sara, c'è Kate Woodcock, Che se no poi si se no si lamentano a lamentano casa. che non si sa il suo nome, No, benvenuta dai. alla Gemma che è naturalmente in In regia con Enrico. Salutiamo anche Maurizio, salutiamo dietro le telecamere. gli amici in Già, perché regia. anche il cameraman abbiamo perso questa Tutto domenica. abbiamo perso, meno male che c'è Perso pezzi Maurizio. per strada. Salutiamo gli amici di Pordenone, della regia di Pordenone, ciao, naturalmente tutti gli inviati sui nostri campi che sentiremo strada Che facendo sentiremo. come al solito in queste 3 ore. Io direi presentiamo subito gli ospiti perché Certo. oggi penso Penso che tu abbia che reso abbiamo un Sì, salottino hai reso felice per i Cleo massimi. Fabrao, Sì, che Cleo Fabrao un mezzo. un po' meno sua La moglie, moglie. che dopo sicuramente ci manderà qualche messaggio. Prego, signora. Allora, signori, La signora della ogni domenica volta con sei, questa cosa. quasi come Mara. Vabbè, Cleo Fabrao, dirigente sportivo ed esperto di calcio dilettanti. Nonché nostro inviato. Nonché ex direttore sportivo della Sanvitese e poi tante altre cose che nell'arco di queste 3 ore, vero Cleo fa, andremo a parlare con lui a spiegare. Buongiorno Poi, a tutti. Buongiorno Cleo Buon fa. pomeriggio. Oggi pomeriggio, tra parentesi, ieri quando parlavo con lui al telefono per questa trasmissione, gli ho chiesto se ci viene a spiegare, l'altro giorno ci ha spiegato 2 domeniche fa cosa succede in Serie D, no? A fine campionato. Sì. L'eccellenza, io penso che lì ci siano veramente, correggimi se sbaglio Cleo, i dirigenti dei campionati minori, non so, o si bevono qualche grappino prima di fare le regole, eccetera, perché poi lui ci spiegherà come finisce il campionato di eccellenza. Che io penso che uno stregone dei tempi del Medioevo non sarebbe riuscito, no, a organizzare una cosa talmente complicata come quella che hanno fatto Ma è sempre quella cosa quest'anno. dei playoff, play-out e play-out. quant'altro. Dopo, Che io non ho mai capito. io neanche, per fortuna che c'è Cleofa che ci Ci spiega spiegherà. tutto. Bene, andiamo avanti. Ettore Ribaudo, bentornato, buona domenica, buon pomeriggio. Grande appassionato di sport ed ex tennista. Tennista, ex tennista, insomma, so che è Piacevole. Piacevole, buon pomeriggio Buon Ettore. pomeriggio, bentornato. Presenta un po' di donne. Ma vedi, no, io presenterei il capo. grande boss che è qua Prima sotto il di grande me, boss, sotto tiro allora. proprio. Lasciamo le donne per ultime. Esatto. Fabrizio Astolfi, presidente dell'Astol Models Management. Benvenuto e bentornato. Bentornato. Grazie, soprattutto. buongiorno a tutti. E grazie Fabrizio di essere qua anche questa domenica pomeriggio. E poi abbiamo Elena Mauro, Buongiorno anche a lei tutti. un ritorno, modella e laureata in traduzione, vero? Mi raccontavi sì. prima. Buongiorno a Bentornata, tutti. buona domenica. Quindi Grazie. ci farai la traduzione simultanea quando parla Sara in italiano. Per i nostri ascoltatori tu ci traduci in simultanea. Bene, faccio finta di non aver sentito. Benissimo. Francesca Bertelli, modella e studentessa dell'Università di Udine. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio anche a te. naturalmente. Poi abbiamo Deborah Anzile, Buon pomeriggio a tutti. modella e miss, si capisce Dai, dalla fascia. sei perspicace oggi pomeriggio. Pasqualina D'Ambrosio, modella e studentessa, benvenuta anche a te. E Anche buon lei pomeriggio. miss, perché anche, no, tutte fasciate. No, tu non sei fasciata, non c'è Niente una fascia. fasce. Fabbrichiamola. Me la metto anch'io. Non so, Gemma, Gemma, abbiamo una dai, fascia regia, in c'è una guardaroba. fascia in guardaroba? Sì, c'è una fascia, vorrei metterla a Sara, che poverina In oggi... testa, no, Barocchi. siccome sei caduta dalle scale, mi raccontavi... Diciamolo che No, Giovanni non lo fascia, sapeva. ascolta, non lo sapevo. Quando è caduta per le scale, per Guarda, cortesia? un'ora prima di venire qua con quei segni. Fagli vedere l'altro Sul se... sedere. Ecco, l'altro sul C'è una sedere. pacca che... Vabbè, succede, dai. Vabbè. Succede. Ho tirato giù un ficus, Un ficus Benjamin, un ficus poverino. e una rosa del deserto appena regalata a mio amoroso. Mi sono aggrappata a tutto quello che ho trovato. Bene. E hai cominciato bene la tua Ho cominciato domenica. bene la domenica. E Ma mio per- amoroso ma- continuava a dire, ma fammi vedere cosa ti sei fatta. Capito? Era per curarti. Per curarmi. Direi proprio di sì. Gemma, ti vedo già sono pronta arrivata. col No, microfono. stavo pensando, pensa se cadeva
su un cactus o si aggrappava a un No, cactus no. era peggio, quindi Direi voglio di sì. dire. Piante grasse le ho tutte in balcone apposta. Benissimo. Noi siamo pronti con il primo collegamento. Benissimo. C'è Emilio che stava andando in postazione, quindi ho detto tranquillo, Bene. temporeggiamo un attimo, chiacchieriamo, presentiamo le Miss. A proposito, visto che c'è l'accompagnatore delle Miss, Mister mai più, una volta sola. Andiamo, Vabbè. facciamo questa mozione. Prossimamente, dai. Faremo Però ne una- abbiamo avuto uno, mi ricordo occhi Appunto, azzurri, l'unico, no, voglio forse dire, occhi porta azzurri. sempre belle No, donne. occhi verdi. belli Occhi uomini. verdi, mi Che ricordavo Gemma, occhi tra chiari. parentesi, poi tu non lo sai, quando tornavamo a casa mi parlava che lei voleva assolutamente il mister dell'anno prima perché è tatuato. A lei piacciono Manuel. gli uomini tatuati. Manuel. Proveremo a... Quindi la prossima farlo volta se venire. ci porti Manuel per la gioia di Gemma. Ok. Perché mi piacciono i tatuaggi. Assolutamente. Allora, Allora, per San Paolo Padova, Triestina, dovremmo avere in linea Emilio Ripari. Vediamo se si è piazzato. vediamo se c'è Emilio, buon pomeriggio Emilio, buon pomeriggio. Ce l'abbiamo, appena Eccolo lì. recuperate le formazioni. Un po' di sfiattone perché il plebiscito è un bel impianto grande, devo fare 40 gradini per raggiungere la postazione, sembra la scalata al santuario della Madonna della Corona. Siamo quasi a arrivati. Padova c'è un comunque. santuario comunque, cioè, mi sembra Sant'Antonio, no? Sì, no vabbè, ma la Madonna della Corona è un santuario che c'è a Verona con 1500 scalini, per cui per quello mi riportava alla mente quelle imprese giovanili. Siamo in una splendida giornata di sole, peccato che il terreno di gioco assomigli un pochino a una spiaggia più che a un campo di calcio. Sabbia ovunque, poi c'è la segnaletica anche del rugby perché il campo qui viene usato dal Petrarca a Padova per le partite del massimo campionato di rugby, per cui speriamo bene, insomma. San Paolo Padova con 2 squalificati, Triestina a pari punti con i padovani a quota 34, un limbo abbastanza pericoloso perché sono solo 6 i punti dalla coppia Sanvitese-Tamai. Soprattutto le Furie Rosse hanno iniziato a correre in maniera decisa dall'arrivo di Mister De Agostini e per cui non bisogna fallire questo appuntamento, ci sono ancora ben 24 punti a disposizione per entrambe le squadre. Tra l'altro non so se avete qualche domanda sulla nuova dirigenza che è presente oggi Infatti volevo... in toto al completo. Esatto, io volevo che sappiamo che giovedì insomma si sono risolte tutte le pratiche burocratiche e venerdì c'è stata questa Sì, conferenza sì. stampa, se ci fai un riassunto di quello che è stato detto in questa conferenza stampa. Oddio, chiaramente, diciamo, essendo state le ultime esperienze non proprio trionfali, lo sapete meglio di me, delle gestioni insomma societarie a Trieste, qui i nuovi proprietari si sono ben guardati da fare proclami, promesse incredibili, hanno detto semplicemente per mettere in piedi una realtà che come noi vorremmo sia fatta e creata e plasmata per salire intanto di una categoria e soprattutto mantenerla, non serve costruire qualcosa di botto dall'oggi al domani per poi salire magari dopo un anno scendere e tornare indietro. Noi vogliamo creare una situazione che sia stabile, solida, partendo dalle fondamenta, lavorando soprattutto con i giovani del territorio perché insomma Trieste è foriera di grandi talenti e considerando anche la posizione geografica si potrebbe anche attingere oltre confine dalla vicina Slovenia per esempio o anche dalla Croazia e perché no anche dalla Serbia visto che il nuovo proprietario Hamdi Mehmeti è kosovaro di nascita e quindi con la lingua serba, con la popolazione serba ha qualcosina a che vedere nonostante dall'infanzia viva in Svizzera. Comunque ha fatto una buona impressione sia il nuovo presidente sia l'amministratore delegato Pierenbock, congedati, come si dice, congedato Gianfranco Cergol nella conferenza stampa di venerdì, salutato dall'applauso della sala stampa del Rocco che era veramente grenita in ogni ordine di posto, non solo stampa ma anche tifosi, tanti curiosi per cercare di capire quelle che potrebbero essere le prospettive della Triestina. Battisti cantava in una delle sue celebri canzoni lo scopriremo solo vivendo e di fatto è questo un po' lo slogan per capire se sarà questa la strada giusta per la Triestina. Chiaramente a Trieste e dintorni tutti si augurano che sia così perché insomma sono veramente troppi anni che l'Unione deve far fronte con gestioni, per usare un eufemismo, poco oculate e che hanno poi portato anche a risultati sul campo tutt'altro che soddisfacenti per la piazza e per i tifosi. Emilio, una domanda così veloce, lo spogliatoio come ha reagito, se ha reagito a questa nuovo ingresso di proprietà al 100% in questo momento, quindi non ci sono più voci o rogiti da fare o cose, in questo momento è cambiata completamente appunto l'asse societario, o meglio la proprietà della Triestina. Lo spogliatoio e Fabio Rossito, come hanno reagito, se hanno reagito o se gli è rimasto indifferente questo fatto?
Ma io credo sicuramente bene, è comunque un buon segnale, è un segno di partenza concreta per poter dare finalmente una continuità e si spera anche una stabilità, non solo a livello di progettualità dei risultati ma anche a livello di disponibilità economica, insomma, per cui puntualità nei pagamenti, non solo i giocatori ma anche i fornitori, insomma tutto quello che ruota nel monte spese che va affrontato per fare una bella Serie D. Hanno parlato il neopresidente e l'amministratore delegato di un budget per l'anno prossimo di circa 1,5 milioni di euro, poi chiaramente si cercherà di capire chi rimarrà, chi non rimarrà, quanti e quali saranno gli acquisti. La squadra l'ha presa assolutamente bene, anche perché se la società si è ufficialmente insediata, innanzitutto vuol dire che sono arrivati i fatidici 400.000 euro, poco meno, insomma, per poter saldare tutte le spettanze, non solo ai fornitori ma appunto ai calciatori, aggiungo anche al sottoscritto tra l'altro, così almeno tiriamo un po' l'acqua al nostro mulino. Allora stasera tutti a Trieste offri da bere? Guarda, mi dicono che se ne parlerà domani per iniziare a saldare un po' tutti quanti, per cui casomai domani volentieri, ristoranti di pesce ce ne sono aperti e quant'altro, per cui Guarda che nessun Giovanni problema, beve anzi. tanto, no, vabbè, ma insomma Emilio, sono friulano io, questo è il problema. Ma anche noi, insomma, a Trieste non è che si vada È vero, ad acqua e non ci limone, vediamo te lo sai anche te, insomma. Bene, dopo questa parentesi etilica, se volete, Sì. vi do le formazioni delle squadre. Benissimo. E poi ci congediamo per un Certo. attimo, insomma. Allora, San Paolo Padova con 2 squalificati, uno in difesa e uno a centrocampo, mette in panchina, un po' sorpresa, secondo le mie referenze, Andrea Lucchini, che insomma 11 gol in classifica, marcatori, è il vero spauracchio offensivo. Si affida alla coppia Pittarello Giusti, maglia numero 9 e numero 10, e ai Guizzi di Franceschini, maglia numero 11, 6 gol per lui in campionato. Gli altri 8 sono dall'1 all'8, Rosiglioni, Gomiero, Zotto, Penucci, Gall, Faloppa, Cadau e Bedin. Poi appunto Pittarello, Giusti e Franceschini a completare il tridente a disposizione di Cristiano Masitto. La Triestina invece scende in campo con una specie di formazione tipo, ci sono un paio di defezioni per problemi fisici, influenza in settimana, insomma, ma niente di grave. Del Mestre è il portiere, Ferrara e Fangu sono i terzini, Pimazzoni e Piscopo la coppia dei difensori centrali. A centrocampo Stentardo, vertice basso, Nakim Yusufa in maglia numero 4 e rientrante Federico Zetto dalla squalifica in maglia numero 7, tridente confermatissimo con Bussi a quota 5 gol, Sesso da quota 9 alla ricerca della doppia cifra e Godeat, super bomber di questa stagione, a quota 15. Da segnalare, nota molto importante, dopo l'unico gettone in Coppa Italia quest'estate col Monfalcone e il tremendo infortunio subito nel mini ritiro estivo di Trevisio, prima convocazione per il giovane ex udinese Marco Piscopo in maglia numero 18, per cui insomma un sorriso in più. Speriamo che magari le cose si mettano bene per fargli fare anche qualche minuto, anche se vedendo il terreno di gioco forse è meglio se aspetta la settimana prossima. Benissimo, grazie ad Emilio, naturalmente in bocca al Grazie a lupo voi. agli amici di Trieste, a cui io sono molto legato, visto che ho un po' di parenti da quelle parti. anche me da quelle parti. Questo è il problema per cui non vengo mai a Trieste, perché ci sei tu, se no verrei molto più volentieri. Uffa, Va bene, Gemma. grazie ad Emilio, naturalmente ci sentiamo Gemma durante... mi tratta male. Ho sentito, ero distratta perché ero con un nuovo inviato al telefono. Ero Chi è il con nuovo Enrico inviato? Soli, un inviato nuovo che Ah. ringraziamo Cleo, giusto perché è un amico Assolutamente, di ringraziamo Cleofa, di grazie. Cleofa, per Marano Giorgione. Esatto. Bene, sentiamo. Da questa domenica cerchiamo di Buongiorno seguire... a tutti. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio, Enrico, stavo Enrico. per Ciao dallo stadio Pietro Umberto di Marano, bellissima giornata di sole, non so anche da voi com'è, Anche qua qui, con anche 20 qui. gradi, si sta bene. Allora Enrico, io volevo introdurre appunto la tua presenza per la prima volta in questo programma del pomeriggio di Telepordenone Video Regione, Sì. col fatto che c'è questo testa a testa da qui oramai per le prossime puntate, ovvero le prossime partite Marano-Pordenone, e mi sembra giusto seguire oltre che il Pordenone il Marano. Subito un gossip. Qual è stata una bomba che ha detto Rino dalle Rive questa settimana? Perché tanto ne dice tante, raccontacene una. Ma in realtà è quella di questa settimana in realtà è un leitmotiv di tutto l'anno, nel senso che ha detto che il Marano deve vincere tutte, anche perché il Pordenone è costantemente favorito dalle sviste arbitrali, quindi la sua squadra è costretta a vincere. Da qua alla fine È un genio. almeno 7 delle 8 partite, perché Sì. ci sono i 3 punti di vantaggio, uno può anche pareggiarla. Certo. Quindi
Certo. Senti, e poi magari se durante la partita riesci ad avvicinarti al presidente e a fargli una mini intervista, perché lui ha già partecipato a questa trasmissione e ne ha sparate Ma è sempre quello che di ricordo. cotte e di crude. Sarebbe bello tornare ad averlo in diretta qua da noi. Guarda, adesso era in campo a vedere il riscaldamento dei suoi, adesso gli stanno aprendo il cancello e saluta un po' tutti perché lui è un po' l'idolo adesso, l'eroe del momento. Per cui se avete pazienza... Sì, tranquillo, anche tra il primo e il secondo tempo fai conto, magari appena finita la partita, se va bene, perché se va male è meglio non avvicinarsi, no? Intanto se volete posso leggere le formazioni. Assolutamente, prego Enrico. Allora, il Marano, l'unico assente è Albertini infortunato, invece nel Giorgione manca il simbolo della squadra, Andrea Gazzola squalificato, quindi le formazioni sono il Marano, portiere Gava, poi Tunis, Veronese, Dal Dosso, Garbini, Ballarin, Rovereto, Tait, Ferretti, Rondon e Hassan De Moya. E a disposizione Cristofori, Iarboie, Pozza, Gattoni, Sottovia, Cappelli, Beccaro, Senepape e Cunico Marco, allenatore ovviamente Enrico Cunico. Il Giorgione che in settimana ha cambiato allenatore, infatti a Fabian, al posto di Fabian è arrivato Gianfranco Fonti, risponde con Lorella in porta, poi Borsato, Civiero, Rostellato, Beghin, Zolpellone, Piscopo, Miniati, Fietta, Campagnolo, Baggio. A disposizione appunto di Fonti, Tieppo, Donè, Peruzzo, Trevisan, Faccioni, De Filippo, Soldo, Cendron, Zoppelletto. Il direttore di gara è Andrea Gironda Veraldi di Bari, gli assistenti Spreafico e Zazzaretta. Benissimo Enrico, intanto ti ringrazio per questo primo collegamento, noi ci sentiamo naturalmente nel corso del primo tempo, così ci sarai aggiornati su ciò che succede appunto per questo importantissimo Marano Giorgione. Grazie Enrico. Grazie, a dopo. Ciao Enrico. Dopo parlerai anche tu con Enrico. Dopo Dunque, nel frattempo, mentre aspettiamo gli altri collegamenti, diciamo che in Serie A si sta giocando lunch time. Sono dispiaciuta per il mio amico della Sampdoria. L'Atalanta sta vincendo 3-0, sta vincendo di brutto, che proprio. fa il pari con la partita di ieri, l'anticipo della Serie A. Ieri sera si è giocata a Verona-Inter, gli interisti, cioè i milanesi hanno vinto 2-0 a Verona, un risultato abbastanza clamoroso visto come stanno andando al Verona. Questo pomeriggio in Serie A si gioca a Cagliari-Lazio, Livorno-Bologna, Milan-Parma, Sassuolo-Catania. Questa sera alle 20:45 Fiorentina-Chievo, Genoa-Juventus. Per non farci mancare niente, domani pomeriggio alle 19 Torino-Napoli, mentre domani sera alle 21 Roma-Udinese. Magari un martedì mattina alle ore 7, così, Cleofa, ci potrebbe mettere una partitina, perché si comincia ieri, si finisce domani sera. Martedì mattina, breakfast time, ore 7, un brunch time. 10, ecco, lì vedete appunto la schermata. Abbiamo tutte le partite. Sempre peggio si va a finire, questo per il Dio Televisione, no? Ma questo per motivi di coppia, per motivi c'è di... l'antipasto, il primo e il secondo, questo è il dolce. Sì. O magari anche un venerdì pomeriggio alle... No, il venerdì sera c'è già qualche volta. Sì, ogni tanto lo fanno anche il venerdì sera. Prego Gemma. Appunto, siccome stavate parlando di calcio e c'è arrivato già il messaggio che dice siamo sotto di 3 gol, solo Sara può fare il miracolo della settimana scorsa. Un saluto a tutti gli amici dell'altra domenica. E poi io non so peccato che la partita è finita in questo momento e confermiamo Atalanta-Sampdoria 3-0. Mi dispiace. Ecco, poi stanno arrivando già i messaggi, i primi messaggi con i risultati per il nostro gioco, che forse è il caso di lanciare, no? Allora, Sara, prego. Lo lancio, questa settimana però è un po' più difficile. Sì, perché sono tutte in diretta. Sono tutte in diretta, non abbiamo E sono anticipi. tutte della Serie D, perché giustamente l'Udinese gioca domani sera e quindi di non l'abbiamo conseguenza. inserita. Vi do le partite da indovinare, ve lo ricordo con i gol precisi. Pordenone, Trissino Valdagno, Marano Giorgione, Fincantieri Monfalcone e San Vitese. Eccole lì. Esatto, ecco qua, queste sono le tre partite Cleofa importantissime, le prime due ovviamente Pordenone, Trissino e Marano Giorgione per la testa della Serie D, e c'è questo derby, questo scontro fratricida si diceva una volta, Fincantieri Monfalcone e San Vitese. Se la Fincantieri quest'oggi perde può salutare ogni speranza, perché la San Vitese vincendo farebbe un grosso salto in avanti dopo la brutta sconfitta in casa domenica scorsa, appunto inaspettata anche, no, della San Vitese. Se invece il Fincantieri Monfalcone vince perdendo la San Vitese, un po' si riaprono i giochi nel fondo della Serie D. Allora, resterebbe sempre nel play-out, perché essendo draw il Fersina distanziate che sono quelle due che retrocedono in modo secco,
avrebbe la possibilità di fare i play-out, sempre se non sono i 10 punti di differenza. Certo, e dopo ci spieghi bene. Spieghiamo il meccanismo, sì. Cosa regaliamo alla persona Che cosa si vince? Che cosa aspetta, Fabrizio, che cosa si vince? Lo sa lui? No, appunto. Non so, una cena con te, se è una bella donna, o una cena con Fabrizio si vince. Una cena con me. Perché no? Vabbè, se vuoi gioca e tu vai a cena con Fabrizio. Inviteremo questa persona che vince alla prossima festa ecco, dell'agenzia Astol Models, che farà 11 anni a giugno. Bene, e oltre a questo, perché no? E oltre a questo premio c'è l'asciugatrice. C'è l'asciugatrice Electrolux Solarex. Esatto. Eccola lì, è un bel premio, Sì. È un bel premio con gli inverni umidi che abbiamo. Sì, volevo ricordarti come domenica scorsa che stiamo andando verso la primavera estate, quindi capito, l'inverno. ma non è che la metti lì e insomma a ottobre la usi. Sì, esatto, la disimballi ad ottobre. La disimballi ad ottobre e tutto questo grazie al nostro sponsor, esatto, in outlet. Spaccio aziendale elettrodomestici grandi marche. Sì. Lo trovate a Pradamano in provincia di Udine vicino al Bennet e a Roveredo in Piano in provincia di Pordenone accanto a Bartolini. Sì, bravissima. Alla 27ª puntata l'hai imparato. Abbiamo lo spottino? Sì, vediamo gli amici di in outlet. Passa prima da In Outlet, spaccio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennet, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Che talento, che ho? Sì, assolutamente. 6 mesi per Ti manderei a fare i messaggi promozionali a Striscia la Notizia, dopo un anno forse riuscirebbero a produrli con la memoria che ti ritrovi. Esatto. Ma attenzione, perché nonostante avete visto che oggi non c'è Pamela Bonesso per motivi familiari. Vuoi che faccio Pamela? Non è potuta venire, sì. Giovanni, c'è lo stesso sondaggione. C'è lo stesso sondaggio. Assolutamente, anche se lei non c'è. C'è la sua insaputa, sì, eccolo qua. Ovviamente il sondaggione è quanto vi manca Pamela in trasmissione. Dove è distesa stavolta? Non è un frigorifero. Ti impresto gli occhiali. C'è un pallone. Allora, sì. Il pelo giallo non riesco a inquadrare. Ma dov'è il problema? Una foto che ci ha dato e allora noi vi chiediamo oggi quanto vi manca Pamela. Che ci ha dato? Gliel'hai rubata dal profilo? No, questa me l'ha mandata, perché lei mi manda le foto. Quanto vi manca Pamela? Non pubblicamente questa cosa. Lei mi manda le foto. Sì, quanto mi manca Pamela Bonesso? Esatto. Commenti, pareri, opinioni e domande in diretta. Le linee sono aperte, c'è già il all'altro capo del telefono 0432 57 11 15 oppure sms e whatsapp, quindi gratis. Sì. Ecco, 348 2947 672. Gemma. Bene, Gemma. Avete appena lanciato il sondaggione quanto vi manca Pamela ed è già arrivata la prima telefonata, incredibile. Oggi che non c'è, subito parte così alla grande. Sentiamo chi c'è. Ciao, sono Eccola, Pamela. Neanche fatta apposta. Pamela, buon pomeriggio. Allora, come va? Sempre tutto bene. Senti, ma cosa state mangiando lì? Allora, io ho mangiato carpaccio con gli asparagi, poi ho mangiato risotto con i carciofi e adesso sto aspettando la carne. Pure. La carne in senso la carne da mangiare? Il secondo. Sì, ok. Sì, il secondo. Quindi allora tutta la dieta che hai fatto i giorni scorsi era per poter andare oggi a questo pranzo luculliano? Sì, me l'hanno già smontata i parenti. Come, scusa? Tutta la dieta che ho fatto in questi giorni ormai è andata in fumo. Ma non importa. Contenta la nonna Bis di averti lì con lei a pranzo? Sì, è contentissima. Benissimo. Allora, intanto vuoi dire qualcosa? Perché siamo leggermente stretti con la pubblicità. No, vi saluto tutti quanti, al limite ci sentiamo più tardi. Benissimo. Ti chiamerò per i risultati della Serie A. Tranquilla, penso di potersela fare ancora, non lo so, poi vedremo. Comunque, vediamo come va Pamela, vediamo. Dopo ti faremo anche sapere il risultato del sondaggio su di te, come sempre. Pamela, ma in questa foto sto telone giallo, cos'è? Pantalone giallo? Non il pantalone, il telo, il telo sotto il pallone da calcio, il telo giallo sotto il pallone da calcio. C'è una roba gialla con un bobolo blu. Cos'è, Pamela, cos'è? Che foto ha messo? Adesso lo sai tu. Una di quelle che mi hai mandato tu, come sempre. Chi sei tu col bikini giallo, quello solito? Col pallone. Col pallone. Sì. Ah, è una delle foto quelle che ho fatto per pubblicizzare il torneo di calcio fatto dall'associazione quella di non udenti. Ecco. Ok. Bene, bene. Salutiamo anche loro allora. Sì, naturalmente parleremo Saluto tutti gli ospiti.
Benissimo, grazie Pamela, ci sentiamo più tardi naturalmente di questa partita molto importante, ne parleremo nelle prossime domeniche perché è il 31 maggio, quindi abbiamo e avremo tempo. ospite, spero, il Presidente di nuovo. Nelle prossime domeniche. Bene, allora noi ci fermiamo perché c'è la prima pausa pubblicitaria, poi andremo in collegamento con Pordenone dove avremo naturalmente Riccardo Riem e l'avvocato Mazzarella a seguire per Alberto noi. Comisso dove l'abbiamo mandato? Alberto Comisso è andato ad Azzano Decimo, una portata molto circa. ex casa mia perché adesso abito a Cordenone, io comunque tanti amici ad Azzano, per Azzanese Lumignaco appunto Commisso è là, mentre avremo come dicevo Riccardo Riem e l'avvocato Mazzarella a Pordenone per Pordenone Trissino Valdagno, naturalmente Roberto Visentini per Fincantini, Monfalcone e San Vitesio, questa partita molto importante. Noi ci vediamo tra 4 minuti? Sei sicura? Sono sempre quelli. Sei sicura? Fissi, 4 minuti, poi torniamo con l'altra domenica allo sport. Triveneto in poltrona. A tra poco. L'autoscuola cordonese ha 2 obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis! La nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inoutet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza a casa tua. Subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. In Outlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. In Outlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria. In Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia. Lo sposo. Gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante.
il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Eccoci rientrati l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona e benvenuta Bianca Maria Gonano, la nostra giornalista preferita. Buon pomeriggio. Dov'eri a ora di pranzo, Bianca Maria? Raccontaci. Alla conferenza di Guidolin alle 12:30, insomma ho fatto un aperitivo giornalistico lì e, insomma non abbiamo grosse news per quanto riguarda la formazione per la partita di domani perché non si sbilancia mai il mister. Certo. Però si è ripreso, ha avuto questa problematica legata all'asma in settimana. Un po' di influenza, no? Era un po' influenzato. Sì, sì. Ha pianto un po'? No, oggi stava bene. Non ha pianto? No, incredibile. Ci dai una notizia clamorosa. Lo fanno piangere, le domande che gli fanno che sono sempre le stesse. E vabbè, ma cosa vuoi che si raccontino in una conferenza stampa, per di più prima di una partita? Lui non dà la formazione come al solito. Certo. Gli avete fatto, mi dicevi fuori onda, sono state fatte delle domande, gioca questo, gioca quello, non so, vedremo come... Vedremo perché giustamente adesso c'è la rifinitura finale, tutto può succedere. Che ne lo fa? No, giustamente da ex allenatore la penso come Guidolin. Bisogna Anche perché con lui buttonati? mi sono conosciuto varie volte. Un gran personaggio. Sì, non si mette in dubbio la sua capacità, forse di comunicazione avrebbe bisogno di qualche corso. Sì, ma gli fanno sempre le stesse domande però. Ma perché lui non risponde mai. Vado lì, santo cielo. Bianca Maria, se lui una volta rispondesse a una domanda che gli fanno, la volta dopo non gliela fanno, no? Non rispondendo mai, le domande sono sempre quelle. Questo è il gioco della comunicazione. C'è Gemma col microfono in mano. Raccontaci, Gemma. Sì, perché c'è in collegamento Riccardo Riem. Oggi purtroppo l'avvocato Mazzarella, lo salutiamo, è ammalato, forse vittima anche lui dell'influenza. Sì, però prima di passarti Riccardo volevo solamente leggere un messaggio dei tanti che sono arrivati, poi dedicheremo spazio anche agli altri, perché dice: sto guardando la vostra trasmissione, ma non inquadrate mai tutti gli ospiti. Accidenti. Beh, Maurizio. Allora, io ancora non faccio il cameraman, abbiamo un regista, una regia, un aiuto regista. Adesso prendo la frusta. No, ma Maurizio, abbiamo anche le telecamere larghe, abbiamo anche le telecamere larghe. Ok, vi passo per la partita Pordenone-Trissino Riccardo Riem. Bene. Riccardo, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Oggi sono da solo. Malissimo. L'avvocato sembra che sia ammalato, ma secondo me si è perso in qualche locale veneto, sta ancora strafogandosi di cibo, secondo me. Ma povero avvocato! Naturalmente invece di stare con te che porta i pantaloni, starà con qualcuno che porta le gonne corte, secondo me, conoscendo l'avvocato. Ma io me lo auguro, però lo vedo più in qualche locanda friulana. Comunque, vabbè. Allora, siamo alla 10ª giornata di ritorno, Pordenone-Trissino. Oggi Pordenone gioca con Capra in porta, quindi con un vecchio, tra virgolette, in più in campo. Davanti abbiamo Zubin e Maccan, mentre in panchina c'è sia Zanardo che Berdotti e Olivera. Partita che è iniziata da 5 minuti, non c'è niente di particolare, se non da dire che il Trissino è una squadra molto giovane dove il capitano è un 93 e c'ha solamente 2 al di sotto del 90, e Aliberti l'89 e Caraccio dell'87. Ci sentiamo più tardi per altri aggiornamenti. Benissimo. Grazie a Riccardo, ci manca l'appello, il collegamento con un'altra partita molto importante, lo faremo tra poco naturalmente, Fincantieri, Monfalcone e San Vitese, poi a partire dalle più o meno tra 10 minuti andremo anche sui campi dell'eccellenza. Quest'oggi avremo collegati, come dicevo prima, per quanto riguarda l'eccellenza, avremo Alberto Comisso che l'abbiamo spedito vicino a casa da San Vito, è andato ad Azzano.
Manzano per seguire Azzanese e Lumignaco, e poi a Manzano invece seguiremo Manzanese e Fontana Fredda insieme a Omar Costantini, motivo per il quale non è qua con noi quest'oggi. E poi naturalmente tutti i risultati dagli altri campi con i vari corrispondenti E non c'è che sono ancora in giro. chiamato Omar. No, perché ha l'ordine che finché non... ha l'ordine di sì, scuderia non di come non non come la volta scorsa. Che di solito Omar chiama spesso, diciamo. Chiama spesso. Allora, cominciamo a fare un po' il giro dei nostri ospiti, Sì, così, volentieri. ecco. Allora, Deborah, Sì. tu so che sei appassionatissima di calcio. Insomma, non molto. Non molto? No. Come mai? Boh, non mi interessa molto, preferisco altri sport, Tipo? tipo il nuoto. Vabbè. Mm. Lo pratichi o lo segui e No, basta? no, lo seguo e basta. Lo segui? Sì. C'entra qualcosa col fisico dei nuotatori o è proprio una questione sportiva? No, solo una questione sportiva. Anche perché Fabrizio i nuotatori non sono poi proprio piccolini, no? Sono degli alti, spallati. Spallati e fisicati. Un attimo che adesso sentiamo che c'è il telefono. Chi c'è? Non importa se ad Elena, giusto? Deborah. Deborah, scusami. Elena è questa, Deborah è questa. Faccio un po' di confusione perché io sai che sono qua dietro e Sì. ho il rapporto con gli inviati, diciamo, Sì. no? Ecco, non importa se a Deborah non interessa il calcio perché c'è qualcuno che invece è interessato alle belle donne e ai chioschi. Ah, Roberto Visentin! Roberto! Fincantieri Monfalcone San Vitese, buon pomeriggio! Ciao a tutti, allora la formazione Lonza, Culatello e peperoni ripieni. Va bene? Annaffiati da... Dopo per il resto parleremo. Sì, annaffiati da che cosa? Avete solo birra o Cosa? anche qualche vinello? No, anche vinello, però sai che qua va molto la birra Anche perché per mangiare le pietanze così ben strutturate. Anche perché in una giornata così, no, è meglio la birra, si sta un po' più leggeri, è una gradazione più bassa. Ok, i peperoni ripieni. Soprattutto verso sera, Leggerissimi. Ma la lonza com'è, arrosto o l'ha fatta alla piastra? Sempre sulla piastra, sempre sulla piastra. Regolare. Eccezionale. Tagliata abbastanza fine, annacquata con un po' di vino bianco. Benissimo. Senti, visto che casualmente ogni tanto parliamo anche di calcio in questa trasmissione, cosa ci racconti della partita che è già cominciata, appunto ricordiamo Fincantieri Monfalcone La San partita è Vitese? cominciata da 7 minuti, fino adesso 0-0, non ci sono state occasioni se non un tiro della Bianca da fuori area. Siamo in formazione estremamente rimaneggiata perché hai letto 3 infortuni e squalifiche, mancano 6 titolari, squadra tutta fatta di ragazzi giovani che però insomma, ci metteranno sicuramente la volontà per cercare di portare a casa sto risultato che ci serve come il pane. Ecco, io quando presentavo così in maniera molto veloce questa partita dicevo che diciamo che è quasi se non proprio l'ultima spiaggia per la Fincantieri Monfalcone. Sì, se non proprio l'ultima spiaggia, però sicuramente è molto importante perché quantomeno non perdere ulteriori punti contro la San Vitese sarebbe molto importante, ecco. Rimanere anche che siano 5 punti, che è una distanza abbastanza ragguardevole, però comunque rimaniamo a 5 punti e non andiamo a 8, ecco. Quindi questo è sicuramente quello che ci auspichiamo, ecco. Sento tanto clamore, quindi lo stadio comunque nonostante la bella giornata c'è parecchia gente. Tanta gente, sì, tra l'altro la società proprio per il momento di parata di compenso, per il momento così importante ha invitato i genitori delle giovanili, cioè, tutte le giovanili sono qua in divisa, con i genitori che sono entrati con col biglietto insomma, a costo ridotto per attirare più pubblico, però nonostante questo penso siamo così a occhio sulle 700 unità, penso. Tanta gente, eh? Tanta gente per una partita così di... Sì. Complimenti naturalmente sempre al mio amico Andrea, il presidente, un personaggio eccezionale. Allora Roberto, noi ci aggiorniamo più tardi naturalmente, ci confermi ancora 0-0? 0-0 ti confermo. Benissimo. Grazie a Roberto Visentin per Fincantieri Monfalcone I suoi San peperoni Vitese. ripieni. E la lonza alla piastra. La lonza ancora, ma i peperoni però...
Elena, Questo scusami, caldo. con questo caldo mangiare la Peperoni lonza alla ripieni, piastra tu dici? annaffiati dal vino bianco? L'ideale L'ideale. per fare una bella corsa poi. Anche per la linea, no? Vedi, vedi che non è solo i peperoni, c'è anche Beh, la lonza, carne, metti su massa muscolare, però il sì, peperone ma la ripieno. lonza è carne di maiale, che non è proprio light. Cioè, Vabbè, insomma. nelle diete ipocaloriche non è che ti dicono mangia la ti lonza mettono di maiale il alla pollo, è piastra, vero, mi è sembra, no? Forse il Ci sono cose tacchino. peggiori. Gemma, Sì, stavo leggendo un po' dei messaggi che sono arrivati Sì. per Si uscire da diverte questo la argomento Gemma. culinario. Sì. Allora, sono arrivati, il sondaggio di oggi è quanto vi manca Pamela, Pamela. che appunto oggi è appunto a mangiare, giusto? Sara Per tornare non di nell'argomento. Comunque Pamela, per niente, grande Sara, quindi questo è... ma chi è questo spettatore così cattivo? Non è male. È un Cattivo? amico mio, no? Sì, infatti. Sono tutti così. Vabbè, ma il numero è un numero, non si è firmato, non lo so, però non è che è stato cattivo, ha detto che a lui non manca Pamela perché ci sei tu, quindi Sì. va bene così. Poi, come tutte le domeniche che il Tamai gioca fuori, vi seguo con molto piacere. Oggi di più per la presenza di belle ragazze. Ecco, te pareva? Cioè, ci sono sempre ogni domenica. Non ci si può lamentare di questo. No, direi di quello no. E un saluto a voi e al mio amico Cleofa, firmato Eddo. Eddo. Cleofa. Sì, Saluto. Ma voglio dire, non è Ah, che siano tanti che hanno nome no, Eddo, no, sì, no, non no. è Giovanni, Marco, Paolo, no? Eddo dovresti ricordarti. Era un Giovanni amico Marco che non Paolo vedeva. e gli apostoli. No, nel senso, Eddo non è un nome comunissimo, No, mi è venuto in Vero. mente perché l'ho visto a Tamai dopo tanti anni, adesso ho ok. capito, Edo Gava si chiama, Bene. saluto altrettanto. Edo Gava, ricordiamo che quest'oggi il Tamai gioca in trasferta una partita importantissima con la Fenadora, che se vince oggi il Tamai, voglio dire, si tira abbastanza fuori dai liquami della Non è una bassa. partita semplice. Non è semplice, però voglio dire, Stefano De Agostini mi sembra che l'abbia messa bene la squadra. Continuiamo con i messaggi, poi ne parliamo. Cleo. Sì, ne sono arrivati due. Dice: Pamela è una bellissima donna, ma non mi manca per niente perché sono fan della Sara. Anzi, scusami, del fan club di Sara. Ma io non ho Addirittura. un fan club. Quando è nato questa cosa? Anzi, aspetta, creiamo un fan club. Allora, appello ai miei amici che mi seguono anche su Facebook, createmi una pagina, Esatto. quelle robe che poi metti mi piace, però dovete farlo voi, perché se lo faccio io è triste. Secondo me è triste se me la faccio da sola. Fabrizio, andiamo via io e te. Ecco, fatto. Perché mi sono rotto Dai Giovanni, lo sai che i messaggini arrivano per le donne e non per gli uomini? No, ma non perché arrivano, perché questa cosa del fan club, però, prego. L'ha inaugurata questo amico, dice: secondo me Sara è più bella e ha più classe. Bene. E poi dice: Ciao, sei amico. la più bella, sorridente e simpatica. Ho sempre guardato la trasmissione perché è amico di Commisso, ma da quando ho visto te la guardo più volentieri. Chi è l'amico di Commisso? Ho paura se è un amico di Commisso. Comincerei a preoccuparmi, fossi in te. Sì. Vabbè. Poi? Poi un altro messaggio dice: oggi siete senza la Pamelina nazionale, addirittura. Sì. Non vi guardo più se non torna. Dai, fate i bravi, ci manca tantissimo. Non è che l'abbiamo mandata via noi, No, no, è andata via di sua È lei che ha spontanea detto volontà. domenica non ci sono perché ho un impegno familiare. Perché che vado a mangiare, tra l'altro. C'è Dalla anche descritto che lo sta Da una mangiando. bis bis a Montebelluga. Beata lei. Sì. Allora, poi c'è il nostro caro Daniel, il tifoso della San San Vitese, Vitese. che voleva fare l'amico una di domanda a Leonora. Cleo. Dice: se il prossimo anno ha in mente di tornare in cattedra nelle veci di DS? Questo è un mistero che sveliamo tra poco, uno dei vari argomenti che abbiamo da trattare con Cleofa. Poi sempre Daniel ci chiede se abbiamo notizie dell'andamento societario della San Vitese. Sempre giriamo la parola. E poi chiude come sempre lui Per è Eleonora. fan Eleonora, esatto. Ecco. Siccome appunto a Daniel e ai suoi fan manca Eleonora, voleva sapere se la possiamo mandare noi lì, inviata domenica a vedere San Vitese Draw. Allora, Domenica Eleonora prossima. doveva esserci questo pomeriggio, solo che Elena ha avuto, non Elena ha avuto un problema, Elena è qua, Eleonora ha un problemino, niente di che, un problemino fisico, no? E quindi non è potuto venire, perché effettivamente Eleonora doveva essere qua oggi pomeriggio, la salutiamo e le Allora gli facciamo mandiamo un i bacione. migliori auguri, esatto, di una immediata guarigione. Ultimo messaggio: senza la Pamela oggi, fatela tornare solo a guardarla, la domenica pomeriggio scivolava via dolce dolce. Facciamola tornare. No, ma io dico, Giovanni. allora, questo programma fa in onda dalle 14 alle 17, non dalle 2 alle 5 di mattina. Cioè, questi messaggi sono un po' particolari, no? Voglio dire, sì. Hai ragione. Sì, Non mi ero... siamo comunque in fascia protetta, no? Protetta. Sì, protetta. E cosa c'entra? Perché che ha detto? Ha detto... Beh, gli ultimi due messaggi, Fabrizio. Cosa diceva? Com'erano gli Gemma? ultimi due messaggi, Fabrizio? Diciamo che domenica erano scivolava abbastanza via. primaverili, come si può dire. Primaverili? Sì. Stiamo a fare i bacchettoni proprio noi. No, proprio no, tu. No, io non faccio il bacchettone, però insomma i messaggi erano un po' così. Che la domenica scivolava dolce Scivolava dolce, che Sì, non e vi quello di guardano prima più, cosa non ci diceva? guardano più, ecco. E quello di prima cosa diceva? Cosa diceva quello di prima? Era
sull'andamento più o meno strano dell'ultimo. Secondo me, no, allora, secondo me solo tu l'hai visto Solo così, tu perché l'hai erano visto innocenti. Oh, forse anche Fabrizio, perché... Io non mi sono accorta di niente. Ma tu non ti accorgi Come mai al di solito. niente, infatti sei caduta anche dalle Sara, io scale, neanche. non ti accorgi Sono che ci sono le caduta dalle scale, vedi te, non ti accorgi neanche di avere le scale in casa. Va bene, allora, vediamo per quanto riguarda la Serie D, dalla regia al cartello, delle partite che sono già cominciate, andiamo a vedere quello che è il programma di oggi. Questa 27esima giornata non ci sono stati anticipi, quindi Dro Belluno, Fincantieri, Monfalcone, San Vitese, La Fenadora, Tamai, Marano, Giorgione, Montebelluna Este, Mezzocorona, Vittorio Falmec, Pordenone, Trisino, Valdagno, Sacilese, Fersina, Perginese, San Paolo, Padova e Triestina. Per quanto riguarda invece l'Eccellenza, che vi ricordo comincia alle ore 15, qui sì, ci sono stati 2 anticipi nella giornata di ieri pomeriggio. Kras Repen ISM Gradisca 2-2, Tricesimo Tolmezzo 2-0. Invece questo pomeriggio a partire dalle 15 Azzanese Lumignacco, Cerlis Muzzane San Luigi Calcio, Gemonese Virtus Corno, Manzanese Fontana Fredda, Muggia Chions, Rivignano San Daniele. Quindi vedete partite molto importanti, soprattutto Cleofa ieri colpo di scena sul Carso, perché l'ISM Gradisca non solo ha fermato il Kras Repen ma rischiava anche di vincere. Quindi Kras Repen fa uno stop, diciamo, prende solo un punto nella partita di ieri e oggi dà la possibilità alla Fontana Fredda, che gioca a Manzano, dove avremo Marco Stantini, di recuperare 2 punti eventualmente, quindi andare a 3 punti. Se vediamo la classifica dell'Eccellenza, il Kras Repen è a 56 punti dopo il pareggio di ieri, il Fontana Fredda è a 50, quindi nell'eventualità di una vittoria di quest'oggi andrebbe a 3 punti il Fontana Fredda. Partita non facile. Partita non facile, d'accordo, però insomma il Fontana Fredda ci ha abituato che in trasferta insomma è una squadra abbastanza corsara. C'è da dire anche che con la vittoria di ieri il Tricesimo, vedete, fa un salto notevole in classifica, in quanto va a 41 punti, anche se c'è da dire che tra 41 punti e 34 ci sono ben 5 squadre, quindi è più o meno come il terzo posto della Serie D, no? Anche nell'Eccellenza, tante squadre che lottano per entrare in questi play-out, play-off. Se non arrivano a 10 punti. Ecco, mamma mia, ma dopo ne parliamo. Serie D, Giovanni, Sì. Mezzocorona 1, Vittorio Falmec 0. Ecco, Partita molto importante. e cominciamo appunto con gli aggiornamenti, quindi tutto a 0-0 per il momento, Sì. primo risultato che va a cambiare, Mezzocorona 1, Vittorio Falmec 0. Vittorio Falmec si era abbastanza ripreso, vero Cleofa, all'inizio del giro di ritorno, invece adesso piano piano sta sprofondando di nuovo. I 2 giocatori migliori hanno avuto problemi perché De Martin si è fatto male contro il Pordenone, quindi gli manca, e questo è quello che fa la differenza Sì. davanti. E poi il centrale dietro, anche lui infortunato, quindi Vittorio Veneto è una squadra abbastanza giovane con quei 3-4 esperti di cui ne manca il 50%, va in difficoltà. E oggi è una partita importante perché dopo di riflesso c'è Monfalcone e San Vitese, quindi oggi potrebbe succedere che una è terzultima e l'altra quintultima, si capovolgono facilmente le situazioni. Bene. Ormai siamo alla coda finale adesso. Sì, mancano poche partite, adesso c'è veramente il rush finale. Gemma! Sì, abbiamo un altro collegamento. Sì. Abbiamo Eddie Pertoldi in linea. Oh, bene. Oh, allora abbiamo sentito qualche battuta da Bianca Maria che è appena arrivata appunto alla conferenza stampa, adesso Eddie Pertoldi che non so se ha già... Sta preparando la valigia? No, l'ha già preparata, non so se è già in macchina o no, perché alle 18:30 al volo per Roma. Allora Eddie Pertoldi, il nostro inviato da casa sua per il momento per Roma Udinese. Eddie, buon pomeriggio. Veramente sono al casello autostradale, ma va bene lo stesso. Al casello autostradale. partito. Quale casello, scusa, che è importante? Sì, quello di me, dai. Ah, sei già lì, ho capito. Sì, no, perché devo fare, ma dovevo arrivare un po' prima, ecco, dai. Certo. Va bene. Allora, Bianca Maria mi ha detto che non è successo, ci ha detto che insomma, come al solito la conferenza stampa di Guidolin è stata, tra virgolette, una perdita di tempo, cioè nulla... No, non ha detto così, No, lo dico Bianca io. Maria. Non ha pranzato, Eddie, non ha pranzato, ha sentito il solito Guidolin che non dà la formazione, non dice niente, eccetera. Tu come l'hai vista questa conferenza stampa? Guarda, io provo dei sentimenti sinceri verso questo tecnico che reputo un gran lavoratore, una persona molto onesta con tutti i suoi limiti, però devo dire che giornalisticamente parlando offre veramente poco, nel senso che noi potremmo tranquillamente riprendere le immagini nella prima conferenza stampa, cambiare poi le immagini della partita e quello che lui dice si calza perfettamente a tutti gli incontri. Sì. Non c'è mai uno spunto, effettivamente non si riesce mai a capire se il modulo sarà il classico, sarà quello con un centrocampista in più o in meno, se rientra uno o gioca l'altro, ecco. Senza voler essere adesso quelli che, non so, sperano che l'allenatore ti metta
formazione un giorno prima, ma insomma qualcosina in più la potrebbe dire, perché sotto il profilo professionale anche noi abbiamo le nostre esigenze, obiettivamente. Quindi andiamo a tentativi, i tentativi dicono che domani si potrebbe giocare con un 4-2-3-1, ecco, azzardiamo questo modulo, visto quello che è emerso durante gli allenamenti, ma dobbiamo andare naturalmente a naso. C'è il ballottaggio con l'inserimento di Lazzari che potrebbe giocare al posto di Pinzi, oppure, dato per scontato che Bruno Fernandes si è squalificato, certamente davanti giocheranno le spalle di Natale, Widmer sulla destra, Pereira e Michael Suell. Questo in teoria dovrebbe essere, poi dietro naturalmente la solita con la difesa 4, con Basta che dovrebbe spostarsi nuovamente a sinistra, e con la difesa naturalmente Ertò, Danilo, Domizzi, appunto Basta. Per il resto insomma questo è quello che potrebbe essere domani, ripeto, facendo una valutazione da quelle che sono state le fasi di allenamento. Ecco, una domanda, ne abbiamo parlato anche ieri mattina quando ci siamo incontrati. Si va a Roma, ricordiamo che la Roma è proprietaria di metà del cartellino di quello che secondo me, a mio personale avviso, in questo momento è l'unico vero giovane in grado di poter cambiare il prossimo anno la situazione, ovvero sia Nico Lopez, che non più tardi di 2 settimane fa ha detto chiaramente sulla stampa, anche quella nazionale, il prossimo anno me ne torno a Roma perché a Udine non mi fanno giocare. Non è che magari domani Guidolini a sorpresa appunto fa giocare Nico Lopez per... non so, dargli anche la possibilità di farsi vedere dove insomma a metà è appunto della Roma e magari incrementare l'attacco? Ma guarda, lì l'impiego di Nico Lopez va valutato con 2 ottiche esattamente opposte, nel senso che io penso che tutti siano resi conto della capacità di questo giocatore. È anche ovvio però che essendo in comproprietà, se dovesse giocare e giocare con una certa frequenza, è ovvio che li inviterebbe alla comproprietà a fine anno. Quindi potrebbe essere che la società imponga o comunque suggerisca a Guidolini di impiegarlo poco, conoscendo bene comunque quelle che sono le sue caratteristiche, per poterlo poi riscattare con qualche milioncino in meno. Questa è una ipotesi. La seconda è che naturalmente, avendo molti giovani a disposizione, Guidolini potrebbe puntare su quelli che comunque potrebbero garantirgli l'anno prossimo con sicurezza quello che è l'apporto che lui vuole. Mi riferisco ad esempio a Bruno Fernandes, che è tutto bianco-nero e che è diventato un punto di forza. Naturalmente ha la necessità di imparare un pochino tante cose del calcio italiano, perché pur essendo in Italia da diverso tempo si sa che insomma non è che si diventa campioni nell'arco di un anno, e puntare su questi giocatori che gli potrebbero garantire l'anno prossimo una certa resa. Ecco, queste sono le 2 valutazioni che si fanno rispetto a Nico Lopez, che dal mio punto di vista è sicuramente un giocatore dal futuro certissimo, perché è un giocatore che ha corsa, che ha dribbling, che ha fantasia, è un giocatore che ha classe. Un'ultima domanda, Edi, siccome nonostante sia un gran giocatore nessuno è eterno, a parte qualcuno, uno solo è rimasto eterno, è sempre stato lui, prossimo anno c'è il problema della prima punta, perché non si può pensare che Di Natale faccia 90 minuti tutto il campionato andata e ritorno. In questo momento a Udine non c'è una prima punta, perché Muriel ha dimostrato di non essere affidabile facendo un campionato disastroso, con infortuni vari, veri o presunti, è un atteggiamento anche in campo a volte non proprio da giovane che vuole sfondare. Che tu sappia, e dopo la stessa domanda la facciamo a Bianca Maria, c'è per quanto riguarda l'Udinese, perché sappiamo che il calciomercato è già cominciato, no? C'è già un'idea di una prima punta da affiancare, oppure che Di Natale vada ad affiancare con un cambio durante la partita il prossimo anno questa prima punta, che magari non arrivi giovanissimo, ma già una prima punta che possa prendere in mano il ruolo appunto di portare avanti per mano, appunto come ha fatto Di Natale per tanti anni, e non cercare la solita scommessa, prendiamo un giovane che poi se non va Di Natale il prossimo anno, ricordiamo, ha un anno in più e va per i 37. Innanzitutto diciamo subito che tutte le voci che di solito sono affiorate attorno a certi giocatori alla fine poi sono state smentite dai fatti, perché l'Udinese difficilmente fa capire prima effettivamente della firma del contratto quali sono i giocatori che interessano. Poi bisogna anche stabilire che cosa intendiamo per prima punta. Prima punta potrebbe essere anche Dennis, no? Che raccoglie tutti i suggerimenti dalle fasce e la mette dentro. Prima punta è Di Natale, che invece presuppone un modulo tattico completamente diverso, con una finalizzazione che è più da brevi linee o più diciamo a pelo d'erba rispetto a quello che può essere la finalizzazione aerea come viene garantita da Toni, da Llorente, oppure come dicevamo prima anche da Dennis. Quindi dipenderà
innanzitutto chi sarà la sua panchina dell'Udinese l'anno prossimo. Io credo che sarà ancora Guidolin, e quindi continueremo a vedere praticamente un modulo tattico che non prevede, tra virgolette, prime punte, ma con un gioco di raccordo, con giocatori che rientrano, si scambia il pallone, e come abbiamo visto poi con delle triangolazioni anche domenica scorsa si arriva al gol. E quindi sono delle valutazioni che al momento credo non si possano fare, ecco, perché sulla piazza io non vedo un giocatore che potrebbe essere adatto all'Udinese come prima punta, intesa appunto come finalizzatore sui traversoni e dalle fasce, insomma, con le caratteristiche di cui abbiamo parlato. Onestamente non credo che sulla piazza al momento ci sia qualcosa sul quale si può puntare, a meno che, ripeto, l'Udinese non abbia già idee chiare e magari abbia già puntato all'estero con qualche elemento che magari ci stupirà, insomma. Benissimo, allora Edi, io ti ringrazio, ti auguro un buon volo per Roma, soprattutto ti auguro una gran bella serata, perché Roma di sera, e in più oggi con la giornata che c'è, deve essere bellissima questa sera per te. E naturalmente buona partita per domani sera. Un saluto anche a Bianca Maria. Va bene. Grazie a Edi. Grazie a voi. Grazie mille, ciao. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ma prima torniamo a lanciare sia il gioco. Allora, il sondaggione. Allora, il gioco, esatto. 3 partite da indovinare, magari mandiamo la grafica, sì, entro le 15:30. Entro le 15:30, mi raccomando, esatto, i risultati precisi con i gol: Pordenone, Trissino Valdagno, Marano Giorgione, Fincantieri Monfalcone, San Vitese. In palio l'asciugatrice Electrolux Solarex. Esatto, e poi il sondaggione, se vi manca la mancanza, bella, se vi manca la mancanza. Se vi manca la Pamela, eccola lì. Se vi manca la mancanza. E quanto vi manca e Pamela? Quanto vi manca? La domanda è quanto vi manca Pamela. Ma 2 persone hanno detto non gliele può fregare di meno, benissimo. E quindi c'è al telefono 0432 57 11 15 oppure SMS WhatsApp a 348 29 47 672. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Esatto. Ci mangiamo una pastina. Una pastina? Ma perché? Ma sì, ma no, dai. Ma sì. Ma sì. Ce la mangiamo tutti? Sì, una pastina a testa. Una pastina a testa, li sterminiamo. Va bene. E torniamo tra 4 minuti con l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. A tra poco. L'autoscuola Corleonese ha 2 obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis! La nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inautlet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza. A casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inautlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inautlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6.
L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Stile italiano, il tuo abito da sposo. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona, qua la pubblicità dura sempre meno, io ho dovuto lasciare a metà il mio tronchetto al cioccolato che è lì, non è inquadrato ma c'è. E adesso me lo guarderò. Sì, per 40 Fabrizio, accomoda che qua è Prego, come Fabrizio, è un saluto figurati. di famiglia, non è una televisione, non è un programma serio, la televisione sì, noi no. No, io sono seria. Sì, neanche quando sei nata. Possiamo fare che io vada a correre stamattina 12 km E dopo trovi le bagno pastine. tutte le vostre dolcetti lì. Lo so, è così. Guarda, sai oggi volevo portare un menù diverso, volevo portare il salame. Ma come lo prometti sto salame da 6 mesi, non arriva mai. Poi siccome c'è l'erba, adesso verranno le belle giornate, pensavo di fare una grigliata là dietro, qua in studio mentre siamo qua. Facciamo la grigliata. No, Piuttosto diamo il benvenuto al nostro ospite. Prego. Accogliamo Giuliano Gemo, Sì. bentornato, è stato con noi già qualche domenica. Sì. Presidente del comitato organizzatore della seconda UNESCO Cities Marathon Cividale Aquileia. Che si svolgerà il 30 marzo. Visto che ha detto che ha fatto 12 km, può fare 16 con il primo tratto. mi Perché diceva. La mini maratona. Poi magari ci prendi gusto Sì. e li fai tutti i 42. siccome la maratona è 42 Sì. 195, no? Sì. Però il primo tratto è 26 da Cividale a Palmanova, il secondo è 16 da Palmanova Ah, si può farla sta all'Aquileia. Quasi quasi vengo anch'io. uno solo, anche un pezzo Parlavo solo. di questa cosa oggi proprio. Sì, Ecco, io faccio al massimo Cividale Remanzacco ma in macchina. No, tu ci aspetti. Facciamo così. Noi facciamo e tu ci aspetti all'arrivo coi viveri. Io faccio la grigliata ad Aquileia, benissimo che poi sono ottimi vini là. Ecco. Tutte all'Aquileia, io faccio la griglia. Ecco, noi arriviamo affamati. C'è anche quello camminato, cioè ci sono anche quelli che partono da Palmanova e vanno a Aquileia e fanno soltanto che camminata poi, no? Col fiasco di vino magari. Sì, Vabbè, allora andiamo. Con lo zaino. Andiamo. Come la giornata degli alpini, con lo zaino e qua il tubicino. Perfetto. Le strade sono chiuse. E posso venire con i cagnolini? Sì, vabbè. Guarda, tu veramente parti da Cividale, tu non arrivi a Remanzacco, non tantomeno Palmanova o Aquileia. Abbiamo Pier Antonio Stella da Sacile. Questo per l'ultima volta, perché a parte il fatto che oggi era impegnato e io gli ho detto vuol dire che non mi vuoi più bene perché non mi rispondi più al telefono, è già qui. Poi devo fargli una domanda da parte tua, non ho capito il perché. Che domanda? Potresti chiederglielo siamo sei in onda, Pier Antonio ci sei? Sì, ci sono, buongiorno a tutti ovviamente. Ecco, Allora, buongiorno. Pier Antonio, intanto subito l'aggiornamento dei primi 30 minuti per quanto riguarda questa partita che la Sacilese sta giocando in casa, ricordiamo con la Fersina Perginese.
Sì, esatto, allora Giovanni è una sacilese, come abbiamo avuto più volte ricordato, bellissima in trasferta, dove quest'anno è stata implacabile, 5 vittorie su 5 partite, che cerca di farsi bella anche in casa, però anche dove invece quest'anno ha raccolto solamente una vittoria e 2 pareggi. Però anche quest'oggi questo trend sembra difficile da invertire, infatti a sorpresa dopo questa prima mezz'ora è la Fersina, che ricordiamo essere l'ultima in classifica a aver mostrato le cose migliori in questo primo scampolo di gara, sfiorando anche in un'occasione il vantaggio. Per il resto diciamo che bisogna anche ricordare Mauro Gironelli non può disporre della squadra migliore, visto gli infortuni di Manucci e Ferreira, che sono in panchina, la squalifica di Paladin e soprattutto anche l'infortunio di Grazzolo, che con un problema al ginocchio è seduto in tribuna. Diciamo che per adesso parte qualche spunto di cronaca, ma ripeto, soprattutto in chiave trentina, sono più le note di colore a farsi notare, da ricordare ovviamente una grande attenzione da parte dei mass media qui oggi per l'allenatore della Fersina, che ricordiamo la scorsa settimana è stato protagonista di un episodio, no, che si è fatto guardare moltissimo in internet, ovvero il concedere un gol agli avversari, nel caso specifico era il derby con il draw, visto che il gol del draw era arrivato su una papera clamorosa, appunto, il gol della Fersina era arrivato da una papera clamorosa del portiere del draw, e allora per compensare questa disattenzione, che oltretutto era nata da un passaggio all'indietro nel tentativo di restituire una palla dopo l'infortunio, l'allenatore della Fersina è stato protagonista di questo gesto di fair play, indicando appunto alla sua squadra di lasciare segnare gli avversari, e da lì il risultato da 2-1 è diventato 2-2, poi sappiamo la partita è finita 3-3 e se ne è discusso moltissimo in settimana, ovviamente tra chi ha ritenuto il gesto un gesto di fair play vero e proprio, e anche chi ha posto forse anche legittimamente il dubbio sull'opportunità o meno dell'accaduto. Inoltre, dicevo, altra nota se vogliamo così di colore, in panchina della Fersina il numero 16 Emanuel Giare, che è cugino del ben più noto Balotelli, come sappiamo attaccante rossonero. Ha lo stesso ingaggio? Dimmi. Ha lo stesso ingaggio? No, proverò a chiederglielo a fine partita, ma presumo proprio che le cifre divergano un po'. No, ma poi a Sacile sappiamo che sta per arrivare Cristiano Ronaldo, quindi... già da un po' di tempo. Sì, esatto, quindi voglio dire... Aspettano. No? A proposito, com'è la trattativa? Si è chiusa? Guarda, io questa trattativa non la conosco, ma ovviamente sarò ben lieto di annunciarne l'ufficialità appena me lo comunicheranno. Ovviamente convocherò anche una conferenza stampa, visto che non si può. Assolutamente. Allora Pier Antonio, io ti ringrazio, ci sentiamo più tardi. Ricordiamo, quando siamo al 35esimo più o meno, che anche a Sacile, come dappertutto in Serie D, a parte col mezzo corona Vittorio Falco 1-0, tutto ancora bello tranquillo sullo 0-0. Grazie. Perfetto, a Pier Antonio Stella e ci sentiamo più tardi. Questo pomeriggio io ho piacere di avere qua una persona che ci viene a spiegare tutto quello questa cosa di play out, play off. Aspetta, prima vediamo tra poco fanno delle trasmissioni, tra poco ce lo spiegherà, sì. Perché adesso c'è Omar Costantini, volevo dire. Allora andiamo a Manzano, dove partita importantissima per quanto riguarda l'eccellenza, Manzanese Fontana Fredda. E sentiamo da Omar a che bicchiere è arrivato quando sono passati 7 minuti. Allora siamo esattamente, Giovanni, al 7° minuto del primo tempo, è stato ancora fermo sullo 0-0. Ti do innanzitutto velocemente le formazioni. Sì. Allora, la Manzanese che gioca in maglia bianca, tenuta bianca, e attacca da destra verso sinistra rispetto alla disposizione della tribuna centrale, si schiera con Clemente, Territa, Cocchione, Tosone, Marini, Zanolla, Marini, Grion, Monels, Miani e Bonofutto. A disposizione fare in panchina con il 12 De Giorgio, Falconieri, Pecile, Miano, Comac, Basso e Stacco, l'allenatore signor Lugna. Fontana Fredda invece con la casacca tradizionale rosso-nera si schiera con Piccolo, Malerba, Maudus, Tonizzo, Visentin, Dalcin, Pacca, Moras, Grotto, Rovan del Prete e Alcantara.
A disposizione Onivello, Cao, Ferramosca, Romanin, Cordazzo, Salvador e Rosa Castaldo. Allenatore signor De Pieri, dirige l'incontro il signor Valieri di Maniago, gli assistenti sono Betta Rappa di Monfalcone e Petralia di Maniago. Va detto che dopo nemmeno mezzo giro d'orologio la Manzanese poteva portarsi già in vantaggio. Errore difensivo da parte nell'applicazione del fuorigioco del Fontana Fredda e per poco Bonocuto non segna, ma la palla sbatte sul palo e ritorna in campo. È una partita vivace, entrambe le squadre non hanno bisogno del pareggio, tutte e due devono fare i 3 punti. Il Fontana Fredda può approfittare del pareggio di ieri del Crash per ritornare in corsa, come si dice, per il treno scudetto. La Manzanese invece è obbligata a vincere per uscire dal pantano retrocessione. Ripeto, 8 minuti in questo istante nel corso del primo tempo, 0-0 tra Manzanese e Fontana Fredda. Se non avete altro da chiedere la linea torna allo studio. No, la riprendiamo perché a Milano, per quanto riguarda la Serie A, Milan-Parma, rigore a favore del Parma con espulsione di Abbiati, adesso sta entrando Amelia, Schelotto si era involato, vero Cleofa, saltando la linea difensiva del Milan, è entrato in area, è uscito a valanga. Neanche sui piedi, proprio sull'uomo, su Schelotto è uscito in maniera totalmente scomposta, che non si capisce poi come dei professionisti riescano a fare un fallo come ha fatto un fallo così. Perché di solito in questo caso si fa male il portiere, invece esatto, per tutelarsi si alza le gambe e le ginocchia vanno a colpire qualche punto dell'attaccante. E invece appunto Schelotto si è fatto male, infatti al momento è ancora a bordo campo, sta entrando Amelia, quindi seguiamo in diretta. Sarebbe il primo risultato che cambia di queste sole 4 partite quest'oggi di Serie A. Amelia con gran calma va tra i pali sotto la curva del Milan. In tribuna non sono calmi, no, per niente. Fant'Antonio in odore di maglia azzurra per i mondiali da ex milanista che però ha dichiarato in settimana che lui rimane interista, quindi doppio goduria se segnasse al Milan. E adesso vediamo che cosa farà. Adesso vediamo questo rigore e cosa farà dopo. E soprattutto cosa farà dopo, hai ragione Cleofa. Siamo all'8° minuto. Esatto, vediamo. Pronto, parte Cassano, spiazzato totalmente Amelia a sinistra, palla sulla destra sempre del portiere. Quindi il Parma che non clamorosamente, visto il Milan degli ultimi tempi, va in vantaggio dopo soli 8 minuti. Mi è arrivato un comunicato 2 secondi fa. Sì, sentiamo. Berlusconi e De Laurentiis devono fare un film, hanno detto. Sì? Salvate sulla stessa falsariga del Salvate il soldato Ryan, salvate la squadra Milan. Sì. Beh, ma comunque, e se non ci pensano loro? Comunque Cleofa, i dirigenti del Milan ci hanno messo proprio tanto del loro per riuscire a distruggere una squadra come questa. Una questione di qualità, e si vede che ha puntato alle politiche il presidente piuttosto che al Milan, perché da qualche parte doveva tirare fuori i soldi. Dopo sai benissimo la storia della moglie, quindi anche quella lì costa cara, dura. Dura a far calcio. Dura a far calcio per quanto riguarda Berlusconi. Quindi l'unico risultato che cambia in Serie A, ricordiamolo, in quelle 4 partite di oggi pomeriggio, a Milano il Parma con un rigore di Cassano va in vantaggio sul Milan, mentre rimangono 0-0 Cagliari-Lazio, Livorno-Bologna e Sassuolo-Catania. Dunque adesso dicevo prima che c'è una persona, ovvero sia Pasqualina, che l'abbiamo invitata perché abbiamo questo problema. Noi qua siamo di duro comprendonio, soprattutto no? la parte femminile. Sì, non abbiamo ancora capito come funziona playoff e playout dell'eccellenza. Io so che tu sei un'appassionata di calcio, lo segui fin da adesso non sei grande, ma fin da quando tu eri più piccola segui l'eccellenza. So perché parlavo anche con la mamma e il papà che mi hanno detto che tu proprio l'eccellenza la sai tutta, eccetera. Allora raccontaci com'è il playoff e il playout quest'anno di eccellenza. Con parole tue. Allora, pensa di essere a un esame all'università e devi improvvisare. Naturalmente stiamo scherzando, era solo per metterla un po' in imbarazzo, così per ridere. Invece c'è Cleofa che è qua per quello l'ho parlato con te, che adesso, siccome, come dicevo in apertura di trasmissione, no? Noi vogliamo anche cercare di capire, soprattutto gli amici a casa, tra pochissime domeniche finiscono tutti i campionati. Allora, mentre la Serie A c'è un vincitore, la retrocessione, eccetera, cose sono più chiare. Già la Serie B cominciano ad esserci playoff e playout, ma sono abbastanza semplici, cioè non bisogna essere laureati in ingegneria atomica o in filosofia ancestrale. Qua invece, per quanto riguarda la Serie D e eccellenza, bisogna essere non so cosa. Allora, laureando in playout e playoff. Esatto, non lo so, veramente potrebbero fare, penso, anche un corso universitario. Vediamo come si sono inventati quest'anno, appunto, l'eccellenza,
playoff e playout. E non è così facile, mi sono lo fatto so. anche pochi Infatti, vedi fogli che ha gli perché appunti lui. no, perché ce ne sarebbero a valanghe, anche perché adesso ho capito addirittura che nella Serie D, addirittura nei playoff, ci sarebbe la possibilità che quelle che hanno fatto le semifinali della Coppa Italia rientrano nei quarti di finale con i playoff. Benissimo. Quindi se questa è magari che è andata in semifinale in Coppa Italia ed è retrocessa, perché nel campionato è retrocessa, non partecipa lei ma partecipa la quinta che è uscita da... Cioè, Ci vuole una laurea in ingegneria atomica. Guardate, Però io dico, però un tifoso, hanno fatto una cosa un positiva. tifoso vuole sapere se la sua squadra retrocede, se passa di categoria, adesso- non lo può capire. Adesso vediamo, Però hanno omogenizzato almeno. Omogenizzato mi piace. Come bambini. No, Mi ma piace, proprio no, omogenizzato. perché hanno dato il formaggino con calma, perché almeno tra la Serie D e l'eccellenza Il meccanismo è uguale. è uguale Sì. finalmente. Finalmente è uguale, dopo sarebbe da spiegare certe cose, però sì, anche perché la retrocessione secca in eccellenza è di una. Sì. La promozione è retrocessione una. secca della Serie D sono due. Mhm. Questa è l'unica variante. Dopodiché, sia nei playoff che da quest'anno sono nuovi per l'eccellenza, la seconda, la terza, e la quarta e la quinta fanno i playoff. Questo è anche nell'eccellenza. Però è chiaro, un po' quest'anno. Però ti fermo un Pordenone- attimo, ricordati che dove ci siamo fermati perché c'è un collegamento. Scusami, Cleo. Sì, l'ultimo della giornata, nel senso, Adesso... come primo collegamento c'è il nostro Alberto Commisso, che poverino ha anche mal di gola oggi, siamo tutti messi bene. Purtroppo, buon pomeriggio intanto Alberto da Alzano Decimo. Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Sei Ciao. malato? E purtroppo, allora, queste giornate sono bellissime, no? Perché tu fino alle 16, no, fino alle 18 c'è questo bel tempo e stai naturalmente in maglioncino, camicia, giacchetta, no? Bikini giallo. Però dopo le 22-22:30, ovvero sia quando Alberto comincia a mettersi in moto e a girare e a quagliare a destra e a sinistra, bisogna ancora vestirsi. Ti devi mettere la sciarpa. Bisogna ancora vestirsi, Alberto. Oh ragazzi, in questa stagione qua io non so più come vestirmi, infatti oggi cioè, veramente sono KO, no? Ci ho passato una serata infernale. Non no? c'era Poi- dubbio? Strano. Poi io non voglio dire insomma quel famoso detto insomma di notte leoni e di giorno puntini puntini, però più o meno insomma la mia cosa è stata questa, no? Benissimo. Per aver detto, quindi oggi mi ritrovo un po' a zoppicare, diciamo. Vabbè, ma io ti dai. sento bene, insomma. La voce c'è. Ho camuffato un po' la voce, dico la verità, dai. Hai camuffato la voce? Più o meno, dai, per essere un Non po' lo so, ma non importa. Diciamo No, di dai, sì. Va bene, Va Alberto, bene. raccontaci qualcosa di calcio. Mi sono imbottito un po' di qualche medicinale, dai, per essere un top, dai, come sempre. Allora, tu sei ad Azzano Decimo per Azzanese Lumignacco. Oggi mi trovo da Stano Decimo in questo bellissimo campo, che non direi tanto, perché mi sembra un campo veramente non in buone condizioni, come l'abbiamo visto già in altre occasioni. Comunque insomma, è una bella sfida, perché comunque Azzanese e Lumignacco oggi se la giocano alla pari, stessi punti in classifica e anche identiche ambizioni playoff, che almeno per ora sono state però disattese. Il rischio è che mancanti di uno scossone, per entrambe possono precipitare verso il play-out, e uno scossone per il caso del Lumignacco è già arrivato, perché è stato esonerato appunto Tomei, che non era in linea, insomma, detta il presidente udinese per progetti a società, e in panchina oggi è arrivato appunto Dominissini, che lo confermiamo, insomma, è la prima sua trasferta. Perché l'Azzanese di Giordano però dovrà fare i conti, quello diciamo, con ben 5 titolari fuori, infatti mancano appunto la lista Pisalli, Spadotto, Tocchetto, Quell'Erba e anche Fagotto. Scende in campo con un 4-4-2, appunto l'Azzanese con Gorgatto, Deriva, De Luca, Dalcin, Venier, Grolla, Carniello, Nonis, Caccuri, Deppina e Olivotto. A disposizione ci sono invece Basso, Visalli, Vendrame, Boccalon, Campagna, Zanin e appunto Quell'Erba, che è stato invece insomma messo in panchina. 3-4-2-1 invece per Lumignacco, che gioca invece con Bon, Devotti, Cantarutti, Fasano, Borsatti, Del Tatto, Caruso, Marangone, Paolucci, Cerne e Berrillo. A disposizione di Domilissini invece ci sono Nadaluti, Moro, Gardelli, Russo, Terriccio, Barrecca e Puddu. Siamo arrivati al 17° minuto del primo tempo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, sono ben disposte entrambe appunto le squadre, entrambe hanno avuto una bellissima, due occasioni insomma, da rete, però non sono state insomma, concretizzate. All'inizio c'è stata un'occasione per l'Azzanese, che è andata appunto vicinissima
al gol con uno scotenato Olivotto, poi ecco, pochi secondi fa invece c'è stata una bella occasione per l'Umignaco, ma la conclusione del numero 11 appunto della formazione udinese, ovvero appunto Verrillo, è terminata anche questa appunto fuori dallo specchio della porta. Quindi io non aggiungerei più altro anche perché ho la gola che veramente è in fiamme. Dai, e mi mandiamoli quindi in la pausa. linea. Allora, stasera Alberto ha letto presto. Sì. Da solo, Da solo. da solo, ho detto questo da solo. Precisiamolo, in busta. Va Perché mi hanno insegnato Grazie ieri, Alberto, guarda. ci sentiamo naturalmente Dico nel corso l'ultima- della partita, se dovessero esserci ovviamente novità o comunque gol o azioni importanti. Allora Giovanni, io volevo dirti per quanto Sì. riguarda la Serie D, Draw 0, Belluno 1. Sì. E poi si è sbloccato anche il risultato, povero Roby, Fincantiere Monfalcone 0, San Vitese 1. Allora, se riusciamo a collegarci con Roberto Falcone. Sì. E siccome è finito il primo tempo a Pordenone, volevo passarti Riccardo Riem. Benissimo, allora subito a Pordenone per sentire questa partita che da quello che non abbiamo sentito è ancora sullo 0-0. Vediamo. Riccardo Riem. Eccoci qua. Senti, intanto voglio solo dirti che ho trovato il sostituto di Maurizio. Sì. C'ho Mattia Tirelli qua al mio fianco. posto siamo. benissimo. Tanta roba. Grandissimo Mattia, tanta roba. Allora, comunque partita che è partita male per il Pordenone nei primi 5 minuti, dove loro hanno sfiorato 2 volte il gol. Il Pordenone si è ripreso, c'è stato un gol annullato a Macan che diciamo era al limite secondo me, però l'ha annullato. C'è stata una traversa di Zubin su un colpo di testa e il Pordenone ha attaccato tutto il resto della partita. Fa un po' di difficoltà. Quindi è una partita che comunque sarà dura anche il secondo tempo. Adesso ti passo un attimo Mattia che ti dà qualche dritta sul secondo tempo sicuramente. Sì, allora nel frattempo Buongiorno, scusami un buongiorno attimo, a tutti. buongiorno Mattia, scusa un attimo, nel frattempo in Serie A cambia risultato a Cagliari dove la Lazio va in vantaggio per 1-0 mentre Balotelli con un colpo di tacco prende un palo clamoroso in Milan-Parma, il risultato rimane 1-0 per il Parma, ma effettivamente una bella azione di Balotelli. Allora Mattia. Buongiorno a tutti. Il Pordenone è in controllo della partita, solo che si espone poi alle ripartenze del Trissino, quindi è una partita che può diventare alla lunga difficile se Zubino o Maccano lo sbloccano, quindi la situazione è questa. Certo, il Pordenone giocando con 2 centravanti di ruolo fa più fatica, dà più punti di riferimento al Trissino dietro che può prendere le misure. Probabilmente adesso entreranno Oliveira e Zanardo e forse le cose cambieranno. Comunque. Posso farti una domanda? Dimmi. Allora, io mi ricordo a suo tempo, quando arrivò questo Oliveira, che doveva essere l'arma in più del Pordenone e avanti con questi discorsi. Non è mai partito titolare in una partita, addirittura Marano è entrato negli ultimi 20 minuti. Cioè, a questo punto, perché è stato acquistato Oliveira, che non gioca mai? Ma era un giocatore comunque sul mercato a dicembre, e poi è un giocatore che penso nelle intenzioni di Parlato possa essere sfruttato negli ultimi 20 minuti, uno che va in panchina tranquillamente, senza protestare, anche nel 22 di una squadra che vuole vincere ci sta. Certo, deve incidere di più, finora non ha dimostrato il suo reale valore. Sì, a San Vito ha preso un rigore una volta, ma solo lì ha fatto qualcosa. Quello è stato un episodio importante, però d'accordo, ma 2 punti voglio dire, guadagnati in una partita difficile. Voglio dire Mattia, è arrivato sull'onda non di questa stagione ma della scorsa stagione col Venezia, è arrivato appunto con questo clamore, no? Portato dal fatto Ricordiamoci che Oliveira è un giocatore che negli anni ha dimostrato di fare la differenza in Serie B, me lo ricordo nel Cittadella, certo. dove fece una grande stagione, quindi un giocatore che deve riprendersi sotto vari profili. Certo, ma mancano 9 partite, non è che giocano fino a settembre. Ha 5 attaccanti di ruolo, 2 centravanti e 3 seconde punte, deve ritagliarsi il suo spazio. Poi con la regola degli under in questo momento il Pordenone può permettersi 2 vere punte over da mettere in area avversaria. È difficile trovare lo spazio giusto. In questo momento il Pordenone gioca a 2 punte, cioè come dicevo prima, 2 punte centrali in mezzo, con un trequartista centrale dietro di loro. Parlato ha la possibilità di variare lo schema offensivo e giocare con una punta centrale e due laterali alti,
potrebbero essere in questo caso Livera e Zanardo quando entrerà, spostando anche Florian. Ha tante soluzioni, l'importante è fare gol. Adesso ormai siamo arrivati in un periodo dell'anno in cui contano poco gli schemi, conta buttarla dentro e fare punti, anche perché il Marano è in una situazione forse ancora più difficile del Pordenone, perché è costretto a vincere tutte le partite e sa che dietro il Pordenone farà punti, quindi sta infatti incontrando difficoltà, se non sbaglio, oggi, perché sentivo anche da Marano che Giorgione si sta chiudendo bene e non concede nulla, quindi il campionato è aperto. Certo. È aperto e sarà bello fino alla fine, ne sono convinto. Bene, allora... Tutte le squadre perderanno punti. Tutte e due le squadre di testa perderanno punti e non vinceranno tutte le partite. Sono più che sicuro di questo. Benissimo, intanto ti ringrazio, ci sentiamo nel corso del secondo tempo, grazie all'avvocato Matteo Tirelli e grazie naturalmente a Riccardo Rie. Nel frattempo, allora, ricapitoliamo i primi tempi della Serie D, è successo un po' di cose. Allora, Drobel 1-0-1, Fincantieri Monfalcone San Vitese 0-1, la Fenadora Tamai 0-0, Marano Giorgione 0-0, Montebelluna Est 0-0, Mezzo Corona Vittorio Falmec 1-0, Pordenone Tricino Valdagno 0-0, Sacilese e Fersina Perginese 1-0. No, scusa GP, Sacilese ha segnato. Dopo abbiamo Pieri in collegamento dopo la pausa. 1-0, ho detto, scusami. Non ho detto 0-0. Guarda che oggi Datasport si aggiorna. E San Paolo Padova Triestina è sotto a Padova. San Paolo Padova Triestina 1-0. Adesso non so se c'è un collegamento o se andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità. Non mi sono dimenticato di Cleofa, che dobbiamo ancora parlare dell'eccellenza. E io non mi sono dimenticata che ho un mezzo tronchetto che mi sta Hai mezzo tronchetto? Dalla pausa pubblicitaria precedente. Andiamo con questo mezzo tronchetto. La polvere sopra. Sì. Vabbè. 4 minuti, il tempo di mezzo tronchetto e poi torniamo. Sei così lento. Sei un bradipo, non sei una donna. L'autoscuola Cordonese ha due obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis! La nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inautlet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza. A casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inautlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inautlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28
6. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. L'altra domenica allo Sport Trivenio in poltrona, vi dico subito Sassuolo 0, Catania 1. Bene per il Sassuolo, poverini. Pensate Invece, volevo... Allora, Omar mi sta scrivendo delle robe su Facebook. Sì, dai, leggiamo. Allora, intanto mi ha, come si dice, taggata in un post dicendo Omar Costantini è con Sara. No, nel senso... No, sei io qua. sono con Giovanni. Omar, cosa dici? Allora io gli ho chiesto, ma dove? Fa bello. E lui mi risponde, Manzanese 0, Fontana Fredda 1. Sì. Che potrebbe interessarci. E poi mi scrive, la Slovenia mi ha pistolato il credito. Per fortuna mi funziona internet. Ah sì, perché probabilmente... Il ripetitore. Il ripetitore c'è il ripetitore che arriva... Ecco, allora... Allora non possiamo sentirlo al telefono? No, lo chiamiamo noi ora Gemma, dobbiamo chiamare noi Omar perché ha beccato non si è accorto che ha beccato un ripetitore sloveno. Dobbiamo mandargli un piccione viaggiatore. Esatto. Comunque allora in eccellenza... Comunque Manzanese 0, Fontana Fredda 1. 1, Egemonese 1, Virtus Corno 1. Allora, ricominciamo da Cleofa. Playoff, playout dell'eccellenza. Allora, parlando della Serie D, ci dobbiamo ricordare che se arrivano pari punti Marano e Pordenone c'è lo spareggio. Ecco, non è come gli anni scorsi che scontro diretto differenza reti, quest'anno spareggio. In Serie A questo succede, non succede in Serie D. E si va ai rigori in caso di pareggio. O c'è la monetina? No, ovviamente supplementari e calci di rigore. Supplementari, calci di rigore. Potevano fare una roulette russa. Ecco. L'ultimo che rimane in piedi dei giocatori. L'ultimo che rimane vivo. Beh, io tra lo i farei. presidenti Sì, sarebbe però carino. potevano farlo. Tra i presidenti. Capito, tra i presidenti che si vogliono Sicuramente bene. è meglio della monetina che ecco. non è una Quella cosa è molto agghiacciante, la simpatica. monetina è agghiacciante. Si parla di sport, poi di calcio scommesse e dopo si butta la monetina. Fate rigori. Nel frattempo c'era un altro rigore per il Parma e invece, fuori area, ha fiscato un fallo ma fuori area. Calcio di punizione. Sarebbe da rivedere l'azione. Comunque Parma in avanti, il Milan a parte appunto con l'azione con Balotelli non mi sembra grande cosa neanche oggi pomeriggio. Se va avanti così rischi anche Seedorf. Perché nel calcio dopo si promette che si fa un progetto, ma se dopo i risultati non vengono anche i progetti saltano. Certo. Allora, eravamo rimasti ai play-out al momento. Sì, allora, quindi parliamo delle squadre che dall'eccellenza scenderanno in ecco, prima categoria. Sia per quelle che devono fare i play-off, sia per chi fa il play-out, la differenza deve essere minima di 9 punti, perché dai 10 punti scatta automaticamente la non partita da fare, cioè lo spareggio. In poche parole, se la terza
Cioè, la seconda, adesso in questo caso il Pordenone, Sì. ha talmente tanti punti dalla terza che non farebbero spareggio adesso con la quinta. Mm. Automaticamente aspetterebbe lo spareggio tra la terza e la quarta. Benissimo. Per fare lo spareggio finale, Certo. per continuare dopo nelle varie fasi dei campionati Successive, italiani. Esatto. Nei play-out è cambiato, l'avevo ribadito l'altro giorno, l'altra domenica, scusa, e quello succede anche in eccellenza quest'anno. Non si fanno più le doppie gare, si fa una gara unica Secca, sì. nel campo della migliore classificata, quindi terzultima con sestultima e quintultima con quartultima in Serie D, invece dall'altra parte 14esima, 13esima, 14esima, 15esima e 12esima. In questo caso si fanno le partite e si fa anche i supplementari. Bene. In caso di parità. Finiti i supplementari, non ci sono i calci di rigore, la miglior classificata del campionato si salva. Quindi una può fare 0-0 in casa e si salva in modo automatico. Anche questo sapendo sempre che la soglia dei 9 punti sicuri dal decimo, sia in eccellenza, sia in Serie D, si salva matematicamente. In questo caso, io parlo un po' perché conosco lì a Carlino, dal San Luigi sono 10 punti. Sì. Sarebbero salvi automaticamente senza fare i play-out. Certo. Francesca, hai capito tutto, vero? Ce lo puoi ripetere? Sono persa un attimo. Elena potresti spiegarci tutta questa cosa in un'altra lingua. Sì. Visto che Ecco. Ecco. E non torneranno mai più su questo studio. Poi l'ultimo Non è finito. l'ultimo aspetto che è quello, finita che è quello più difficile. C'è la ciliegina sulla torta, no? Esatto, dipende da quante scendono dalla Serie D. Assolutamente. Certo. Perché altrimenti squadre che pensano di aver finito il campionato devono rientrare e fare i play-out. Ecco. Quindi se una o due squadre scendono, restano uguali, sarà una, i play-out vengono fatti. Se invece scendono 3 o scendono 4 addirittura, bisogna fare i play-out ancora più alti, dall'11° al 10º posto in eccellenza. Una domanda, ma ha nome e cognome questo testa che ha inventato Forse questa... un pool di una idioti? squadra- Allora, grandi no, menti. questo adesso spiegavo qua al signore prima che abbiamo parlato Ettore, un momento fuori qua dalla telecamera, questo perché hanno fatto sti play-out e play-off. Nel Perché frattempo, bisogna dirlo. attenzione, un gol... Ah no, hanno fatto rivedere No, il gol del Catania, annullato. scusatemi. E lo fanno perché non succede quel calcio scommesse che purtroppo succedono nel calcio, che continuano a succedere lo stesso. E ben sappiamo, se va su solo la prima e scendono le solite 3 come ogni volta succedeva negli anni scorsi, nel calcio pulito, quando ancora i soldi non c'erano tanti soldi che giravano, non succedeva nulla. Adesso succede qualcosa di imprevisto che nessuno lo sa. Ci sono le classiche telefonate per fammi un piacere che te lo faccio io il prossimo anno. Succedono nel calcio e non è bello. Allora, E non è bello perché Quindi per evitare si fa in modo per che evitare ci sia- questi o anche allenatori che magari schierano giovani, che magari danno un aiuto. È successo, tanto per Sì, dire, la sì, polemica del Pordenone, che il San Paolo ha fatto giocare i giovani col Marano, giusto? Ecco, può succedere questo, una squadra è già sistemata, non ha nessun altro interesse, è salva, resta in categoria e quindi Vabbè, si mette barca la meno e fa seconda giocare i squadra, giovani. sì. Chiaramente però il campionato non è più regolare, perché diventa quasi irregolare, ma in quel senso lì è un regolare corretto. Invece è regolare scorretto che io auspico sempre che non succeda mai, a me non piace perché proprio su queste cose vado giù secco. C'è le squadre che magari sono salve e magari gli arriva qualche telefonata e sai, per mettere a posto il bilancio nella vita si può fare di tutto. Io spero che non succedi, però sentiamo le cronache che purtroppo sono piene, pur di salvarsi si fa qualsiasi cosa. Io non credo comunque che questo sistema cervellottico e soprattutto non popolare, no? Perché alla fine, anche se tu ce l'hai spiegata... No, però i tifosi, voglio dire... Appunto, io domani mattina mi sveglio, quello non te che lo tu mi hai ricordi spiegato, più. che forse ho capito oggi, domani mattina non me lo ricordo, anche perché il calcio è divertimento e passione, e invece qua si parla di cose... Hanno fatto un film però su questo. Un altro film. No, se ricordate bene, l'allenatore del pallone, il primo Sì. con Banfi,
lui era una squadra, come si allenava una squadra? Longobarda? La Longobarda, che alla fine il presidente disse guarda, è meglio che la fai, ti rinnovi il contratto a patto che tu non la fai arrivare. Esatto. Allora viene fuori, era Antesignano. Sì. No, ma là effettivamente in Serie A c'erano Patteracchi, no? Non dimentichiamoci il primo calcio scommesse. Nella vita c'era Rossi di mezzo. Nella vita ne ho sentite di tante. Giordano, esatto. C'è chi mi proponeva addirittura a Milano, un genitore voleva parcheggiare il figlio a studiare qua, bastasse che lo facessi contento, magari fare le partite dei professionisti bastasse che andassi in panchina il figlio per far contento il figlio, essendo pieno di soldi magari ti dava anche 20-30 mila euro per dare una mano alla società, quindi niente di tutto regolare. Ma lì è una questione etica, non è una questione di illeciti sportivi. Gemma, Scusa, delle variazioni di risultati. Allora, Azionese Lumignacco siamo 0-1, ma in linea non ho Commisso, bensì Riccardo Riema, perché anche a Pordenone è cambiato qualcosa. E allora andiamo a Pordenone al Bottecchia, vediamo se il Pordenone è finalmente riuscito a sbloccare la situazione. Assolutamente valanga Pordenone, 2-0, ha segnato Macan di testa su un bellissimo cross di Matteos e c'è stato un calcio di rigore che Zubin ha prontamente messo nel sacco. Quindi in questo momento Pordenone in discesa 2-0 e caccia al Marano, perché sempre che stia ancora pareggiando 0-0, quindi qua sono tutti in fermento per il Giordone. Comunque dal Bottecchia 2-0, rete di Maccanga al quinto e al settimo raddoppio di Zubin su rigore. Benissimo, grazie Riccardo. Allora ricapitoliamo la Serie D: Drobel 1-0-1, Fincantieri Falcone San Vitese 0-1, la Fenadora Tamai, Marano Giorgione, Montebelluna Est 0-0, Mezzo Corona Vittorio Falmec 1-0, Pordenone Trissino Valdagno 2-0, Sacilese Fersina Perginese 1-0 e San Paolo Padova Triestina 1-0. Quindi in questo momento, quando intanto noi abbiamo chiuso il gioco da 10 minuti. È vero, anzi, puoi andare a vedere cosa succede sulla nostra pagina Facebook. Esatto, quindi quando sono passati 10 minuti del secondo tempo il Pordenone è a -1 dal Marano. Ma era Bianca Maria che voleva dire qualcosa. Sì, ma sappiamo che il Marano nell'ultima mezz'ora diventa micidiale. Ecco. Bianca Maria. Sentendo parlare di questo sistema cervellotico, che io sono metodica, quando studio, anche insegno, e prendo sempre appunti, vari colori. Io non riuscirei a fare uno schema di questa cosa che no, è vero, non si riesce a riassumere in nessun modo. Ecco, allora, io vorrei che Cleo ti facesse vedere i fogli che ieri gli ho chiesto si è stampato per riuscire a capire come funziona. Non solo stampato, ho dovuto studiare. Allora, anche perché quest'anno ho cambiato il regolamento. Esatto. Allora tu pensa se uno che va allo stadio e non a vedere il Milan, senza nulla togliere le squadre minori, deve sapere 20 pagine, no? Scritte carattere 10, quindi anche perché è bello ristretto, per capire. Io vado già in confusione, adesso il problema Juve-Fiorentina della Coppa, no? Con gli asterischi, se passa la Juve l'Udinese giocherà il lunedì o cioè, per anticipi e posticipi, certo. Già questo mi crea confusione mentale, figuriamoci una cosa del genere. Ma perché poi si va poi a cadere sul calcio che si chiama dilettantistico, no? Allora, è vero che oramai di dilettantistico nella Serie D c'è ben poco, quasi nulla, no? Nei dilettanti in Serie D assolutamente non c'è più nulla. Nell'eccellenza si presumerebbe, perché dobbiamo sempre usare il condizionale, che fosse dilettantistico, ma già lì non è più così, perché sappiamo che il Calasare-Peng è tutto meno che una squadra di dilettanti, ad esempio. Esatto, sono tutti professionisti, si allenano di pomeriggio. Esatto. Hanno preferito, piuttosto che andare a giocare in Serie C, qualcuno, sappiamo Spetic e altri che erano col Portotolle promossi in C2, scendono là anche perché a carattere personale di entrata è meglio, perché si può dedurre in maniera diversa. Perché ricordiamo che mentre in Serie C contratto professionistico, quindi si paga l'IRFAF, lì invece c'è un bel rimborso spese, perché si chiama rimborso spese, sì, diciamo fino a 750 euro mensili come rimborso, non c'è l'addizionale regionale, dopo esatto. Tutto si fa. Perché poi i soldi possono essere sia fisici ma anche soldi in un'altra maniera, la casa gratis, mangiare gratis, la macchina gratis, ma sai, gratis, ci sono sempre meno, anche qualcuno che ti dice io voglio quel giocatore, lo pago io. Ecco. Quindi qualche sponsor viene là e si prende e si accolla anche il suo. Evviva il calcio dilettantistico. Prego Gemma. Sì, abbiamo in collegamento Pier Antonio Stella e tra poco leggiamo anche dei messaggi che sono arrivati per il sondaggione di oggi, cioè quanto vi manca Pamela? Sì. Con o senza costume giallo?
Adesso è cambiato Como senza costume giallo. Dai, allora, stiamo esagerando. Interessante. Siamo il Pentecoste, no, come si dice? Cos'è che Quaresima, siamo non il so Pentecoste a giugno? Mamma mia, Pentecoste. Tu e la tua tartaruga. Cara, tanta roba. Finché non vedi i tedeschi non ci sono, non è Pentecoste, devi vedere i tedeschi prima. Sì, ma no, Pier Antonio Stella allora. Allora Pier Antonio, Sacilese è ancora in vantaggio? Sì, Giovanni, la notizia qui di oggi al 25 aprile è che la Sacilese, oltre a essere bella, sa anche essere cinica, e questo è, diciamo, il dato saliente, visto che nel primo tempo, come avevo avuto modo di dire, la squadra di Zeronelli non aveva fatto granché, però proprio all'ultimo secondo del primo tempo è arrivata la zampata, un assist di Spagnoli per Craviari, che è entrato in aria con un diagonale, ha trafitto il portiere della Fersina, per cui squadra a riposo con la Sacilese in vantaggio per 1-0. Il secondo tempo è ricominciato da una decina di minuti circa e c'è stato il tempo per il gol annullato del 2-0 da parte della Sacilese. L'aveva assegnato Beccia di testa sul servizio dello stesso Craviari, sempre di testa, però per l'assistente di linea il passaggio era viziato da una posizione di fuorigioco, e per cui ha annullato la segnatura di Beccia. Si prosegue, diciamo, per adesso non c'è stato nessun cambio, innanzitutto si prosegue più o meno sul trend della prima frazione con una Fersina abbastanza vivace, e la Sacilese pronta ad agire di rimessa e a colpire, come ha fatto, ripeto, sul finire del primo tempo. Allora c'è Cleo Fabrao che vuole salutarti, Pier Antonio. Saluto anch'io, direttore, buongiorno. Ciao Pier Antonio. Cordialissimo anch'io. Ciao, altrettanto. Ecco, una domanda, visto che il Sacilese non smette in questo finale di stagione di sorprenderci, no? E nel frattempo il Milan rischia il 2-0 col Parma, veramente inguardabile. Ecco, adesso in diretta un'occasionissima veramente per la Sacilese, cross dalla sinistra di Boscolo Papo, colpo di testa di Craviari praticamente da solo davanti alla porta, però purtroppo non è riuscito a inquadrare il set, per cui Sacilese vicinissima al raddoppio ancora una volta con Craviari, già autore dell'1-0. Ecco, tornando a quello che volevo chiederti, così un flash, sì. Se il campionato fosse cominciato un mesetto dopo, o un paio di mesi dopo, no? O meglio, se Zeronelli avesse avuto 3 settimane in più per preparare la squadra, potrebbe la Sacilese essere insieme ai due mostri da davanti? Ma guarda Giovanni, perdonami, ma la tua domanda è alquanto pertinente, soprattutto per quanto è i numeri del girone di ritorno. Esatto. Allora, ricordo che nel girone di ritorno la Sacilese ha fatto 20 punti, ovvero 3 punti in meno del Marano e gli stessi punti del Pordenone. Per cui, insomma, basandosi ovviamente, il gap con le prime si è creato unicamente nella prima parte del campionato. Nella prima parte del campionato. È ovvio che, questo bisogna essere onesti, non lo dico io, penso che lo possono confermare tutti gli addetti ai lavori, è chiaro che c'è un divario netto dal punto di vista dell'organico. Se pensiamo, insomma, che i due organici delle due squadre di testa sono nettamente, insomma, superiori, quantomeno per quanto riguarda, ecco, ripeto, le seconde linee, insomma, sì. Anche, basta vedere anche la panchina quest'oggi della Sacilese, insomma 1,96, 2,97, insomma, ragazzi della juniore, su una precisa filosofia, ripeto, societaria, quella di cercare di, e quest'oggi oltretutto ricordo ancora 6 fuori quota in campo, come era successo domenica scorsa a Est, per cui 2 in più di quelli previsti dal regolamento, e questo ovviamente va dato adito da ulteriore ancora valore ai risultati che sta ottenendo Zeronelli. Bene, allora Pier Antonio, intanto ti ringrazio di questo ennesimo collegamento, ci sentiamo durante il corso della partita o se no a fine partita, come oramai è usanza fare con te e con gli amici di Sacile. Intanto grazie. Grazie a te e a tutti voi, a dopo. Bene, grazie a Pier Antonio Stella. Nel frattempo il Belluno raddoppia sul draw e quindi a draw Belluno 2, Marano 0. Stiamo vedendo una cosa vergognosa in TV, cioè il Milan veramente sembra, non dico a parti invertite, no? Che il vecchio Milan sembra il Parma e viceversa, ma veramente una squadra in... no?
Però dobbiamo ricordare che il Parma... in disuso. Però bisogna ricordare che il Parma è perché l'Inter ieri ha vinto, se no sarebbe quarta oggi. Esatto. Con una partita da recuperare a Roma, tutto da vedere. Esatto, vediamo la classifica della Serie A, perché ho tutto quest'oggi. Serie A sono gli ultimi fogli, però vedi quanto mi interessa la Serie A. Tutti i campionati, con questa vittoria il Parma va a 46 punti e l'Inter a 47, quindi va a un punto dall'Inter. Con una partita da recuperare. Esatto, però con la Roma, a Roma, ricordiamo che non è proprio però il una Parma di passeggiata adesso... di piacere. C'è Gemma col microfono. Sì, no, volevo dirvi che siccome prima si parlava di Omar che ha finito il credito perché ha agganciato, non è vero, in realtà sono stata io, perché l'ultima volta che è uscito era un incubo, mi chiamava ogni 2 minuti, allora ho fatto in modo, lo chiamo io, infatti adesso è in collegamento. Grazie. E allora andiamo a Manzano per Manzanese Fontana Fredda, Omar Costantini. Sì, manca un minuto al termine del primo tempo, si è giocato il primo dei 2 minuti di recupero decretati dal direttore di gara, signor Valeri. Il Fontana Fredda conduce per 1-0 sulla Manzanese, il gol è stato messo a segno da Alcantara al 13°, bellissimo, va detto, è stato pescato al limite dell'area da un suo compagno, stop di destro, pallone sul sinistro e dai 16 metri, come si dice in questi casi, ha tolto le ragnatele a Clemente che non poteva mai arrivarci. Ma è una partita molto aperta perché la Manzanese ha avuto almeno 3 occasioni per riprendersi la partita, è una partita come detto aperta, le due squadre stanno giocando un calcio un po' particolare, d'altronde la Manzanese deve attaccare, il Fontana Fredda agisce di rimessa, però fino al 90° qui si può vedere di tutto. Adesso la Manzanese che prova ancora ad attaccare, ma il portino difensivo del Fontana Fredda riesce a liberare la palla e poi la conclusione dei 16 metri da parte di Marini finisce sul fondo. 22 secondi al termine del primo tempo, ricordo il risultato: Fontana Fredda 1, Manzanese 0. A voi studio. Li hai contati i secondi? No, adesso sono già 15, no? I centesimi per cortesia, i 22 secondi alla fine. È finita adesso. Per forza. Ecco, l'arbitro ha sentito, gli ho detto guardi che c'è il break pubblicitario, per cortesia. Esatto. Perché abbiamo esigenza di sponsor. Va bene, grazie a Laura Costantini. Quindi il primo tempo che si chiude a Manzano come parlavamo all'inizio, il Fontana Fredda sta approfittando del mezzo passo falso del Calas Repeng ieri in casa con l'ISM Gradisca 2-2, bravi i gradiscani ad andare a pareggiare, campo difficilissimo quello di Prosecco. Invece il Fontana Fredda in questo momento appunto accorcia, va a 53 punti, accorciando di 3 punti invece che 6 il suo divario appunto dal Calas Repeng, che è in testa al campionato di eccellenza. Bene. Serie D è tutto uguale. Serie D rimane tutto uguale. Serie A invece anche, no? Sì, il Milan continua, mi sembra. Un pomeriggio abbastanza squallido in Serie A. Già sono solo 4 partite. In più di queste 4 partite non succede niente. Ricordiamo Cagliari-Lazio 0-1, Livorno-Bologna 0-0, Milan-Parma 0-1, Sassuolo-Catania 0-1. Siccome mancano anche poche partite, mi sembra strano, anche perché vabbè, noi stiamo vedendo le multipartite di Sky, no? Però 2 squadre come Sassuolo e Catania dovrebbero suonarsi di santa ragione, no? Per salvarsi. Però hanno paura, hanno tanta paura. Ma cosa cambia, scusa? Ecco. Cioè adesso il Sassuolo è proprio a 17 punti, il Catania gli dà altri 3 punti. Ettore. Parlavamo adesso, entra in gioco quello che diceva lui. Cioè basta mettersi d'accordo affinché una va e l'altra dice l'anno prossimo ti faccio il favore. Entra in gioco quello che diceva lui. Forse è una... Beh, qua troppo, forse qua è troppo. Beh, in Serie A non penso... No, troppo anche per il risultato, non è una partita che dopo uno resta in campionato, no. Sì, cioè, qua non si parla di queste cose. No, anche perché dalle Serie B si prendono un sacco di soldi, tra parentesi, no? Per le televisioni. Per le televisioni, chiaro. Infatti le televisioni sono importanti Serie A e Serie B, perché quando una squadra scende dalla Serie B va in Serie C è quasi automaticamente, se non è una grossa città, il fallimento. Esatto. Purtroppo. Il fatto dello spostamento della partita dell'Udinese domani sera, per un motivo, non in questo caso di posticipo, ma per il fatto che si gioca alla Sei Nazioni a Roma, per i club, io insomma in questo voglio parlare a nome della UC, anche con la quale collaboro, cioè i club hanno grandissime difficoltà a organizzare delle trasferte, anche il mio club di San Daniele sarebbe andato se avessimo giocato di domenica, andando il lunedì la gente lavora e si fa un pulmino e si va, alla fine ci sono comunque 50 persone all'Olimpico. Ma e tu pensi che per il fatto delle Sei Nazioni che la Roma ieri non giocano oggi? Sì, è questo il motivo. Sì. Beh, penso che anche in Lega sono proprio... No, ma bloccano il campo, ti obbligano. Ti obbligano guarda, non giocano all'Olimpico,
Ma se ricordate, tempo fa il Fontana Fredda doveva giocare alla domenica, ma ha perché- dovuto giocare... Ma aveva il campo occupato? Il Sì, comunale? dal rugby. Dal rugby. Sì, ma ieri la nazionale non ha giocato all'Olimpico, ha giocato al Flaminio, attenzione. Per ordine di sicurezza. Per ordine Il di sicurezza. calcio, cioè, chi va a vedere il rugby, credetemi, non va a vedere il calcio. Però Proprio- Roma, il problema di Roma, come Johnny Stecchino, non nel film, il problema è il traffico. Il problema di voglio vedere due belle partite a Roma, insomma, bloccherebbe un po' tutto, già è una città abbastanza Sì, è una città che ogni volta c'è un sciopero da morire. Posso dire un aneddoto a questo proposito? Assolutamente. L'anno scorso ho fatto una pazzia, ho preso l'aereo da Ronchi e sono andata da sola a vedermi Roma Udinese. In curva sud, ovviamente. In mezzo, da sola, io avevo il mio striscione del mio club, ma è stata bella perché, a parte che avevo vinto un biglietto aereo, per quello ci sono andata, non è che sono così, insomma. Però il bello è che abbiamo vinto 3-2 col cucchiaio di Natale. Di Natale. E dopo noi ci siamo trovati una serie di tifosi friulani lì e siamo andati a mangiare a Trastevere, ma non ci davano da mangiare. Per forza. I romanisti, no? Il Era quartiere dei romanisti, Trastevere è proprio al cuore della Roma giallorossa, no? Allora, sono finiti i primi tempi delle 4 partite di Serie A, li riassumo e poi linea da Gemma. Cagliari-Lazio 0-1, Livorno-Bologna 0-0, Milan-Parma 0-1 e Sassuolo-Catania 0-1. Ricordiamo, giocate ieri, Verona-Inter 0-2, Atalanta-Sampdoria, giocata oggi a ora di pranzo 3-0. Gemma. Sì, prima della pubblicità un collegamento veloce con il nostro Enrico Soli per Marano Giorgione. Non è cambiato nulla, però insomma mentre lo stavo chiamando ho sentito un casino, poi era un gol annullato, ce lo spiega lui. Allora, Enrico Soli, vediamo cosa succede a Marano mentre a Pordenone il Pordenone sta vincendo 2-0, e allora collegamento con Marano, vediamo di là cosa succede. Sì, qui il Marano adesso le sta provando tutte, anche in superiorità numerica dal primo minuto della ripresa, quando Antonio Baggio si è fatto espellere per il secondo fallo, quindi doppia munizione che c'era, e Giorgione in 10, il Marano è in possesso di palla, però fatica molto a trovare la rete, l'ha trovata poco fa con Ferretti, che però è stato ammonito perché la sua deviazione sotto porta è stata effettuata con un braccio, quindi ci prova il Marano, però fa molta fatica. Il Giorgione si è chiuso molto bene nel primo tempo, adesso sta faticando in 10 a chiudere, a tamponare sulle fasce, e certo il Marano ci ha abituato a numerosi successi anche negli ultimi minuti, quindi la partita è ancora tutta da giocare. Perfetto, Enrico, grazie. Naturalmente siamo sempre in collegamento, se dovesse succedere qualcosa subito la linea passerà a te. Intanto grazie a Enrico Soli da Marano per questo importantissimo Marano Giorgione. Dunque dobbiamo andare in trasmissione, in pubblicità. Buonanotte. Fuso. Vabbè, si invecchia ragazzi, Ma tra poco io voglio sapere che cosa sono quelle fasce. Allora tra poco ci sarà Francesca, Deborah e Pasqualina che ci spiegheranno cosa sono quelle fasce. Come le hanno vinte? Come le hanno vinte, voglio dire, adesso. Vabbè, dove, come, quando? Io sono vecchio, ma anche tu, Come le hanno vinte, si sa che sono concorsi di bellezza. Poi Fabrizio ci spiegherà come le organizza, queste sfilate, anche perché poi ha organizzato una bellissima festa della donna, di cui ce ne parli dopo, ma soprattutto i progetti dell'estate. Vedo Gemma come un falco, prego. Che succede? Aspetta, Robby Visentin ci ha detto che l'hanno pareggiato, ma lo sentiremo dopo la pubblicità. Sono vivendo, e allora Fincantini, Monfalcone, San Vitese 1-1, aggiornamento quando mancano più o meno 20 minuti alla fine delle partite della Serie D. Noi ci fermiamo, è l'ultima barra pubblicitaria, poi faremo tutto di un fiato un'ora insieme ai nostri ospiti, naturalmente ai finali di tutte le partite, Serie A, tutte le partite, Serie D e Eccellenza. tutti i nostri inviati. E vedremo ancora il sondaggione. E vedremo ancora il sondaggione, sì, Gemma ci deve leggere un po' di messaggini. Ricordatevi ancora, mandate il vostro parere. Quanto vi manca Pamela? Se e quanto, perché se qualcuno ha detto che proprio non gli manca per niente, se e quanto vi manca Pamela Bonesso, e ovviamente poi vedremo se al volo, se qualcuno ha vinto l'asciugatrice. Io ho dato un'occhiata, c'è qualcuno ancora in gara. Ah sì? Sì, qualcuno sì, però dovrebbe segnare il Marano. Allora non è in gara. Però gli altri risultati li ha beccati. Ah. Però ha dato il Marano vincente, capito? Infatti ha giocato veramente decine e decine di persone, più di 50 questa settimana, e nessuno credo ha ammesso che il Marano pareggiasse. Infatti. Ma risultati 3-0, 4-0, 12, Sì, 12 sì, no, tanti però gol, vabbè. tanti gol. No, aspettiamo il Marano al varco. Col cambio di allenatore un 2-0 ci potrebbe stare. Tu dici? Sì, perché il cambio allenatore dà sempre un aiuto alla squadra, perché danno tutto per tutto, quindi magari difficile, ma secondo me
prima o poi la sviluppa. Vediamo se dopo la barra è cambiato qualcosa. Nel frattempo, nel frattempo era il primo secondo tempo. Giovanni, sempre i replay mi guarda. Vabbè, sai, io faccio un po' di tutto. Quando Comunque volevo dire Sì. una cosa dell'Udinese. Sì. Cioè, quest'anno non possiamo retrocedere perché sono talmente scarse No, dietro, quelle a basso che... Dietro la tristezza. Però non è una gran Sassuolo, Livorno, consolazione di non perché retrocedere, il campionato con troppe squadre si abbassa il livello. Purtroppo. Sì, però adesso il fatto che ieri anche il Verona ha perso, cioè certe squadre che venivano date per le regine del insomma, adesso il Verona si sta ridimensionando, c'è il Parma che No, ma adesso fanno giocare, dopo hanno venduto a dicembre qualche giocatore importante, fanno giocare qualche giovane, quello che dicevo prima, quando sei a metà campionato fai giocare un po' più i giovani, è chiaro che da una parte sembra che il campionato non sia ma non è così, è una cosa normale che succede nel calcio, che le squadre hanno i suoi obiettivi, fanno giocare adesso qualche ragazzo per sperare, l'Udinese fa il contrario, non fa giocare Lopez, giustamente, se no si alza il prezzo. Quella cosa lì a me non piace per niente, ma ne parliamo dopo, perché ancora un'ora, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità, sono così, 4 minuti. 4 minuti E poi torniamo con l'altra Io lo domenica. valorizzo. L'autoscuola Cordonese ha due obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis! La nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inoutlets e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza. A casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. In Outlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. In Outlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. L'amore per il verde, la passione per i colori. Giardino Fiorito, una vasta scelta di piante e fiori. Il posto ideale per trovare tutti i prodotti per la cura delle vostre piante e la cura del vostro verde. Giardino Fiorito, anche una vasta gamma di piante da orto e stagionali, terricci, vasi in plastica e terracotta. Dove c'è verde, c'è Giardino Fiorito. A Porcia, via Sant'Antonio 18, sulla statale Pontebana. Delizioso!
le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Camut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. La cerimonia, lo sposo, gli invitati. Tante proposte per il tuo giorno più importante. Il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto. Stile italiano. Il tuo abito da sposo. L'altra domenica allo sport Dai. Trivenio in poltrona. Siamo ancora qua? Sempre noi, Però ancora l'hai un'ora. imparata, dopo... Beh no, questo l'ho imparato subito. No, non è vero. Leggevi sempre là, quindi non dire niente, leggevi su quel tabellone là. È vero, a un certo punto smesso. Allora, nel frattempo abbiamo Gemma che si si sventola sbraccia. Sì, mi sbraccio un attimino perché ci sono delle variazioni. In eccellenza siamo a Gemonese Virtus Corno 2-1 Sì. e Rivignano San Daniele 2-0. Mentre a Marano, che è successo a Marano ce lo dice Enrico. E allora, vediamo se è successo quello che noi preventivavamo qua. Era nell'aria, alla mezz'ora è arrivato. Ovvio. Come si dice in questi casi, quando non si riesce a sbloccare il risultato ci vuole l'episodio, ci vuole la giocata del singolo, è arrivata la punizione dal limite di sinistro, pennellata dal dosso, una punizione che ricorda quelle di Mariolino Corso a foglia morta nell'Inter, veramente bella, e quindi Marano dopo aver collezionato 11 corner è passato in vantaggio alla mezz'ora della ripresa. Bene, grazie Enrico. E altre cose nel frattempo, mentre non siamo No, andati in adesso contatto? siamo nella fase dei cambi e non è successo nient'altro, insomma. Io vorrei fare, lo dico a te Enrico e anche a Cleofa, vorrei fare, non lo so, una classifica con le partite che finiscono al 10° del secondo tempo e vedere dove era il Marano, no? Perché sempre l'ultima mezz'ora il Marano fa i numeri da circo. Sì, perché spesso se non è stato Dal Dosso è stato Rondon, è stato qualcun altro che ha trovato il jolly, quindi sì, sarebbe un bel giochetto da fare. Però siamo solo 1-0, sinceramente rimaniamo un attimo ancora un po' in cronaca perché non si sa mai, insomma. Potrebbe arrivare il secondo. Allora, sai cosa facciamo Enrico, visto che è in diretta e non può dire di no? Per la prossima domenica Cleofa fa la classifica, a lui piace studiare con le carte, fa la classifica delle Serie D al 10° del secondo tempo e vediamo come sarebbe, perché secondo me non sarebbe primo il Marano, al 10° del secondo tempo. Vabbè, dai, a Pordenone ormai le studiano tutte, insomma. No, ma non per favorire il Pordenone, perché prima si parlava ad esempio che se il campionato, cioè nel girone di ritorno, il Marano sarebbe primo con 23 punti, ma seconda sarebbe la Sacilese insieme al Pordenone a 20. Cioè è proprio per fare un ragionamento, capisci, che esula da Pordenone, proprio dalla Serie D. Probabilmente Enrico, probabilmente a Marano si divertono, il primo tempo vanno al chiosco e il secondo vanno a vedersi la gara. Sì, è vero. Ascolta Enrico, ma anche i giocatori il primo tempo vanno al chiosco? Quando sono molto compassati nel primo tempo e dopo... Hanno preso un po', non dico sotto gamba, ma insomma è un po' la caratteristica di tutta questa squadra, giocare a ritmi bassi contro avversari più scarsi nel primo tempo e poi... Nella seconda... C'è anche una questione probabilmente di tenuta atletica, vero? Cioè, primi caldi, non so lì, ma qua insomma sono più di 20 gradi oggi, probabilmente... Qua in studio anche di più perché abbiamo i fari accesi.
Grazie Enrico, ci sentiamo più tardi. Nel frattempo in Serie A. Gol del Livorno. Esatto, si sblocca una partita importantissima per la zona salvezza. Livorno va sull'1-0 con un gol di Benassi sul Bologna. Bologna la vedo molto male nonostante il cambio di allenatore. Ma abbiamo anche Bianchi nel Bologna che si è fatto male. Bianchi è l'attaccante principe di questa squadra. Giovanni, anche un po' di aggiornamenti. Dro 1, Belluno 2 e la Fenadora è passata in vantaggio sul Tamai 1-0. Brutto risultato per noi questo. Strano. Tutto il resto invariato. Ok, manca un pochino. Manca ancora un pochino. 10 Gemma, minuti. Prego. cosa succede? Ho Robby Visintin in linea. E allora andiamo a sentire se è ancora sul pari questo Fincantieri Monfalcone San Vitese. Prego Roberto. Non so cosa intendi per pari, perché siamo 1-1. Sì, pari, 1-1, pari. Sì. Ah sì, no, pensavo fosse rimasto lo 0-0. No. No, siamo aggiornati. Siamo andati in svantaggio con un gol, diciamo fortunoso, non nella finalità, ma prima il paio di rimpalli che hanno dato della Bianca in porta, solo davanti al portiere ha fatto il gol. Dopodiché l'arbitro ci ha messo per l'ennesima volta del suo e con 2 ammonizioni da Campora, secondo lui per fallo volontario di mano l'ha espulso. Dopodiché su un cross dalla destra di Kulsig ha sbagliato la difesa ospite, Sani in rovesciata ha fatto un gol da figurina. E la stiamo giocando 10 contro 11, stiamo anche abbastanza attaccando in questo momento, il pubblico è tutto naturalmente proteso come se giocassero anche loro. Sentiamo dagli effetti che arrivano dal tuo telefono che c'è un bel pubblico bello caloroso a Monfalcone, sì. Benissimo. Ma perché abbiamo bisogno di gente che dà tutto in campo, dopo possiamo perdere, possiamo vincere. Assolutamente. Però l'importante è che ci sia l'impegno, ecco. E certo. Oggi i ragazzi se lo stanno mettendo proprio tutta per fare bene, ecco. Bene, grazie Roberto, ci sentiamo più tardi. Un tiro. Un tiro dalla distanza di Della Bianca, gran parata di contento adesso. Quindi Monfalcone che rischia il 2-1 grazie a Della Bianca della San Vitese. Allora Roberto, ci sentiamo più tardi, intanto grazie del tuo collegamento. Ricapitoliamo la Serie D quando mancano 10, anzi no, 7-8 minuti più recupero. Drobel 1-1-2, Fincantieri Monfalcone San Vitese 1-1, la Fenadora Tamai 1-0, Marano Giorgione 1-0, Montebelluna Este 0-0, Mezzo Corona Vittorio Falbec 1-0, Pordenone Trissino Valdagno 2-0, Sacilese Fersina Perginese 1-0, San Paolo Padova Triestina 1-0. Ancora nessun vincitore per quanto riguarda l'asciugatrice, però vediamo se cambia qualcosa. Ecco, perché mi sembra perché che alcuni... No, al minimo il Marano era dato sul 2-0, mi sembra, nessuno aveva no, messo. qualcuno l'ha messo 1-0, sì. Però non ha indovinato Monfalcone San Vitese. Vediamo. Ecco. Dunque Francesca, che fascia è quella lì? Ragazza? Ecco, e cosa ti porta questa fascia? C'era questo concorso sì. E c'erano le finali che si tenevano a Cagliari, vero Fabio? No, in Calabria. In Calabria. Bene, beh, ma sono più o meno là, dai. Sì, era sempre con la CIA. Finanti, si può dire. Beh, dai, sì. Meglio la Sardegna. C'era il sole. A Catanzaro comunque. Catanzaro? Ma voglio dire, tu sei andata a Catanzaro e pensavi di essere a Cagliari? No, non sono andata per quello. Ah, non sei andata, no, ok. Per vari motivi alla fine no. Certo. E come ti è venuto in testa di partecipare a questo concorso? A vincerlo ovviamente grazie alle tue doti, la bellezza eccetera, ma come mai hai deciso un giorno, faccio questo concorso? Perché ho iniziato un po' per gioco in realtà, poi sì. Ho conosciuto Fabrizio sì. Che mi diceva dai vieni, partecipa e quindi poi niente, tutti i concorsi che faccio con vince Fabrizio, sempre. non è si vero. Vince sempre. Si può dire che non è una ragazza che partecipa tantissimo, però quando viene Francesca ogni volta vince lei. Dai, è vero. Ascolta, ma poi questo fatto che partecipi ai concorsi si ripercuote in maniera positiva anche sul fatto che studi, perché magari
ovviamente finisci sulle pagine dei giornali, quando vinci si sa che ci sono le foto sui quotidiani piuttosto che anche sui settimanali, no? Cioè all'interno dell'università ti riconoscono, eccetera eccetera, hai più, non penso che hai bisogno, però il fatto che partecipi e vinto un concorso hai più galli che corrono dietro? No. Diciamo che me l'hanno fatto notare un po' di volte, però nell'ambito universitario mai, quindi magari mi chiedevano ma sei tu quella ragazza che ha fatto il concorso, però non me l'hanno mai fatto pesare, No. non ho mai, no, Neanche i docenti, niente? No. No. Il mio moroso ogni tanto, Ecco. sì, ecco. Ma in effetti Fabrizio, forse è una modella o comunque una ragazza che vuole fare strada nel mondo appunto della moda, dello spettacolo e della bellezza dei concorsi, forse sarebbe meglio fosse single. Per Cosa sempre. dici? No, Ma è Cos'è? difficile finché che lavora. È difficile che ragazze così belle come loro, come loro appunto siano single comunque, durano, cioè poco single, penso un mese, perché sono molto corteggiate, quindi prima o poi cadono nella ragnatela del ragno, come si dice. Cioè diventano single dopo? Quando non sono, quando invecchiano? No, non ho capito. No, diciamo che In che senso? tendenzialmente non sono mai single, difficilmente sono single Non appunto. arrivano a un altro livello, è chiaro che poi... Però, insomma, Nel sono frattempo, molto- scusatemi, vi interrompo, Livorno raddoppia su Bologna sempre peggio, al settimo del secondo tempo, Livorno 2, Paulinho. Bologna 0. Per quanto riguarda la Serie A, tutti gli altri risultati restano invariati, veramente un contropiede, si è fatto trovare il Bologna completamente sbilanciato, un contropiede del Livorno dalla destra, pallone in centro, altra errore della difesa, e non mi ricordo, mi sembra sia Paulinho, ma non mi Paulinho? Ce l'ha scritto? No, io ho guardato il giocatore, penso, non ho letto. No, io leggo il numero e il nome. Livorno 2, Bologna 0, ricordiamo che a Cagliari la Lazio è ancora in vantaggio per 1-0, sul Cagliari Ecco, 1-1. 1-1, ecco, siamo in diretta, Sassuolo Catania 1-1, appena pareggiato Zazza dalla pelata. mi 2-0 sembra. il Milan. Ecco, e il Milan in questo momento è 2-0, Ha preso nel senso il secondo Parma il Milan. raddoppia sul Milan. Cassano ancora. Cassano fa la Ne ha fatti doppietta, due. vediamo. Eccolo qua. Eccolo qua. No, ha dichiarato che lui è tifoso dell'Inter e a Milano avrebbe sì, segnato l'ha molto detto. volentieri al Milan, l'ha detto in settimana lì Quindi ha segnati due, a vedi? Striscia la Notizia, l'ha detto. No, Quindi nel senso, alla faccia delle bandiere appunto, perché passano da una squadra all'altra. Chi era col Milan che poi ha giocato anche con l'Inter? Chi c'era? tanti. No, parlando di Balotelli, no? Balotelli c'è uno. Che succede, Gemma? No, stavo appunto chiamando i nostri inviati prima per sapere com'erano i risultati dell'eccellenza e ho parlato con Fabio Campagnol per la partita Cernis-Buzzane San Luigi Calcio, che è una partita che interessa anche il nostro Cleo, di conseguenza È volevo vero. sentire Fabio che ci raccontasse come andava, però prima Fabio a me ha detto è una partita d'estate, mi sembra di aver capito. Beh, insomma, mi ha dovuto spiegare Cleo fa che cosa significa, perché io è un modo di dire calcistico. È stato che c'è caldo e che ci fa Sono più tiki-taka, lenti. non sono partite agonisticamente molto rilevanti, questo significa. Io non lo sapevo, infatti me l'ha spiegato Cleo. Comunque sentiamo Fabio che ci racconta un po' come va la partita. Benissimo, per Cernis Buzzane e San Luigi Calcio abbiamo in diretta Fabio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, sì, ecco, ti sentiamo benissimo, come sta andando? Allora, il modo di dire calcio d'estate era perché c'era un primo tempo incolore da parte da tutte e due le squadre, più che per il caldo. Sì, chiaro. Comunque appena segnato il Cernis Buzzane con Andrea Gropp. Terzo gol di fila. Cioè, Cleo fa particolarmente contento, Fabio. Sì, per il No, mister- per il diciamo mister che tutto obiettivamente un primo tempo 60% San Luigi e 40% Cernis Buzzane, dopodiché alla ripresa sul secondo tempo il tasso tecnico, qua mi devo spendere un attimino per i miei, era un po' più elevato. Sì. Quindi abbiamo avuto 2 o 3 occasioni e adesso l'abbiamo buttata dentro. Però non è assolutissimamente una partita facile per noi. Beh, anche perché manca ancora mezz'ora, vero? Quindi può succedere. Manca ancora mezz'ora, l'esperienza mi insegna che quando noi segniamo a 20-30 minuti dalla fine cominciamo ad avere problemi. Certo. Eh, Bene, allora Prego. io direi Fabio, se hai ancora qualcosa da aggiungere? non ho sentito bene, scusate. Dicevo, se hai ancora qualcosa da aggiungere sulla partita. Ma se volete ci risentiamo più tardi, Esatto. Per adesso è partito a Fionda al San Luigi e ripeto non è una partita facile per il Cernis Buzzane.
Va bene, grazie Fabio, ci sentiamo sicuramente per avere anche il finale della partita o se succede qualcosa da qui alla prossima mezz'ora. Allora grazie ancora Fabio, riassumiamo quando siamo al quarto d'ora del secondo tempo quelli che sono i risultati dell'eccellenza. Zanese Lumignacco 0-1, Cerris Muzzani San Luigi Calcio 1-0, Gemonese Virtus Corno 2-1, Manzanese Fontana Fredda 0-1, Muggia Chions 0-0, Rivignano San Daniele 2-0. In Serie A è tutto confermato come abbiamo detto pochi istanti fa. Per anche in Serie D. Per quanto riguarda la Serie D, allora Serie D siamo ai minuti di recupero, allora diamo ancora... poi daremo conferma dei risultati, diamo ancora i parziali quando siamo entrati nei minuti di recupero su tutti i campi della Serie D. Drobel 1-1-2, Fincantieri Monfalcone San Vitese 1-1, La Fenadora Tamai 1-0, Marano Giorgione 1-0, Montebelluna Este 0-0, Mezzocorona Vittorio Falmec 1-0, Pordenone Trissino Valdagno 2-0, Sacinese Fersina Perginese 1-0, San Paolo Padova Triestina 1-0. Questi dunque la Serie D quando mancano pochissimi istanti alla fine di tutte le partite. Mentre Pasqualina, tu che sei giovanissima, come hai cominciato a fare così per gioco, a fare queste sfilate, queste foto anche? Ho iniziato per gioco. Guarda là che sei bellissima e non guardare me. Ho iniziato per gioco e grazie a mia mamma tramite un giornale. E diciamo pure che giornale? Non mi ricordo. Non mi ricordo, è molto bello. Sarà contenta. La mamma è là. Che giornale è, signora? Messaggero Veneto, sono contentissimi. Ma come fai? Allora, le mamme sanno sempre tutto. Tu vivi a Lignano. Sì. Ecco, a Lignano è provincia di Udine. Sì. Il Messaggero Veneto, detto anche Menzognero Veneto, è famoso per essere proprio il quotidiano della provincia di Udine, vero Bianca Maria? E noi abbiamo il bugiardello, Sì, esatto, vabbè. Ognuno c'ha il proprio. Ognuno proprio. Come fai a non ricordarti che era il Messaggero Veneto? Perché l'ha vista mia mamma, non l'ho visto io. Ho capito. E che concorso era quello? Miss Alpeadria. Miss Alpeadria. Sì. Quindi hai fatto questo concorso che avevi, adesso hai 17 anni, quindi ne avevi 12? No, quanti anni avevi? 16 ora. Dai 16, scusa. 15. Quindi l'anno scorso? Sì, l'anno scorso, ho iniziato ad agosto. E poi Fabrizio mi ha contattato per varie sfilate e ho iniziato a partecipare. Sì. Gol del Sassuolo? Sì, un attimino Pasqualina, un altro risultato cambia in Serie A, si ribalta a Sassuolo la situazione, Catania era in vantaggio, invece adesso va sotto, Sassuolo 2. Catania aveva pareggiato. No, era in vantaggio Catania. Aveva pareggiato. Sassuolo 2, Catania 7 minuti ha fatto. 1. Ha segnato il Milan. Ha segnato, incredibile! Miracolo! Ha segnato il Milan, vediamo che ha segnato. Sarà contenta la Pamela. Il difensore Rami. Rami. Ha segnato Rami, quindi anche a Milano la partita teoricamente si riapre, Milan 1. Parma 2, prego. Senza aver segnato Cacà, ma era in bagno a fare altri lavori? Ah, non lo so, guarda, io sono qua, non so cosa succede a Una San nota, Siro. ha segnato più Rami da quando è venuto che Balotelli. Che Balotelli. Dolce Rami, piccolo come sei. Dolce Rami. Bene, Fatto 3 gol. la trasmissione volge... Dici Gemma! Sì, c'è in collegamento Riccardo Riem per il finale, poi per il commento anche di Mattia. Ma volevo salutare il signor Tullio, stavo chiacchierando con lui prima al telefono. Tullio che ci chiama, aspetta che vi dico, da Manzano, che ci ha riempito di complimenti. Si diverte un sacco a vederci. Grazie. E poi mentre guardava la TV ha detto, poi con quelle gnoccolone lì, come faccio a non guardarvi? Un signore troppo simpatico, il signor Tullio Beltrame, ha voluto dire nome e cognome. Benissimo, diciamo... salutiamo il signor Grazie, Tullio Beltrame di Tullio. Manzano, lo ringraziamo naturalmente di stare qua, davanti alla televisione insieme a noi in questo salotto. Quindi il collegamento con Pordenone E Riccardo Riem. Riccardo Rieve e l'avvocato Mattia Tirelli, immagino. Riccardo, allora L'avvocato c'è sempre. è finita? È finita 2-0, c'è stata l'accelerata all'inizio del secondo tempo col gol di Maccan e sul rigore di Zubin, poi Pordenone ha controllato, ha provato a fare il 3-0 un paio di volte con Maccan e Zubin stesso, però insomma dopo ha controllato la partita che poi insomma il Trissino non ha più saputo rimettere in carreggiata. 3 punti fondamentali e niente, insomma l'importante è aver portato a casa l'ennesima vittoria. Ti passo Mattia Un per attimo. il commento. Un attimo Riccardo, quindi diciamo che compitino, no? Giochiamo sti Compitino 10 è stato fatto. Sì, il giochiamo compitino è 10 stato minuti su fatto. 90, facciamo 2 gol e poi non stanchiamoci più di tanto, visto che oggi fa anche caldo. Sì, oddio, giornata ideale per giocare, il campo è anche in ottime condizioni, quindi insomma
il Pordenone è condizioni ideali per giocare a calcio, giustamente mi dice l'avvocato. Diciamo che comunque il Pordenone oggi ha giocato rispetto a altre volte che facevano i soliti lanci lunghi, oggi con Macan e Zubin davanti hanno giocato proprio a calcio, sono state belle trame, belle azioni e comunque la vittoria è sicuramente meritata, anche perché il Trissino con una squadra giovane insomma ha cercato di pararsi il sedere, diciamo, chiudendosi abbastanza bene, anche se bisogna dire insomma che hanno provato a giocare comunque, perché i primi 5 minuti il Trissino poteva fare 2 gol, è andata molto vicino alla segnatura. Comunque una partita che comunque il Pordenone ha controllato giocando anche bene, quindi insomma vittoria sicuramente meritata. Devo dire anche la verità che li ho visti anche abbastanza bene fisicamente ed atleticamente, quindi insomma tutto questo fa ben sperare per il proseguo del campionato. Ti passo Mattia che è qua che freme, che vuole assolutamente parlare con te. Allora, abbiamo a Bottecchia di Pordenone abbiamo il sostituto dall'avvocato Mazzarella, l'altro avvocato, l'avvocato Mattia Tirelli. Allora Mattia, in sintesi un commento su questo Pordenone, come l'hai visto e se ritieni che possa essere questa vittoria, come posso dirti, il là per cercare questa rimonta sul Marano che oggi ha difficoltà, con difficoltà, ma sta vincendo nonostante il Giorgione in 10 ha segnato poco tempo fa 1-0. Vabbè, Riccardo ha detto tutto in maniera molto corretta, l'analisi è giusta. La cosa che si può dire, un'altra cosa è questa, che il Pordenone giocando con un over in più in campo, facendo meno del portiere di Careri, con l'inserimento del 95 è più determinante in mezzo al campo sicuramente, perché o l'aggiunta di Matteos Florian o l'aggiunta di un attaccante di peso davanti fa sì che la squadra sia ancora più nella condizione di determinare le partite. Oggi ha fatto gol, ha sbloccato la partita McCann e da lì poi non c'è stata più partita. Il Pordenone deve continuare così a questo punto, senza l'over in porta, giocando con l'under, per avere, come ho detto, avere più peso in mezzo al campo e davanti. Il Marano si trova nella condizione di dover vincere tutte le partite, perché il Pordenone è vero, a livello di condizione atletica è messo piuttosto bene, forse anche in crescita. Chi sta davanti in questo momento fa più fatica e chi sta invece in scia chiaramente è pronto a sfruttare qualsiasi tipo di errore e anche psicologicamente in una condizione di vantaggio. Benissimo, grazie questo Mattia. Nel frattempo c'è un rigore a Cagliari contro il Cagliari, mi sembra. Ecco, ringraziamo Mattia, ringraziamo il collegamento con Riccardo Liem. Tra l'altro il raddoppio della Fenadora. Raddoppio della Fenadora, non è rigore? 2, Tamai 0. E traversa del Sassuolo nel frattempo. Così. Con Floro Flores. Beh, sinceramente io non rimpiango Floro Flores a Udine, voglio dire, sì. Bravissimo coi tatuaggi. Sì, voglio dire, non lasciamo stare, calcio e attaccanti sono altri, non Floro Flores. Quindi questo non è rigore. No, sto facendo una domanda perché mi sembrava di aver visto l'arbitro fischiare. No, non è rigore. No, sì, è rigore. Sì, è rigore. Lo diceva Bosco. No, perché ho visto, tu mi hai detto no, non è rigore. Pensavo fischiato dal limite un altro fallo. Piniglia, quel Piniglia che doveva anni fa venire a Udine e magari fosse venuto, tra parentesi, dico io. Non avrebbe fatto Chi? Piniglia. Un altro con tanti tatuaggi. Non importa, ma a me è sempre piaciuto il giocatore, ha sempre fatto il suo. Non da Udine, secondo me. Non da Udinese, dici, Cleo, fa. No. Un attimo Gemma, vediamo il rigore di Piniglia, molto importante perché Cagliari potrebbe pareggiare con la Lazio. Ultimamente li sbaglia Piniglia però. Ecco, questo qua porta fortuna, lo chiameranno a volto e infatti l'ha sbagliato, hai visto? Ecco, vabbè, quindi non cambia nulla, Cagliari 0, Lazio 1, Piniglia aveva appena finito di tessere le lodi di Piniglia e ha sprecato il rigore. Vabbè, succede. Avevo detto. E il ballone è zero tondo. Gemma. Sì, abbiamo il nostro Alberto Commisso, operazionese Luminacco. E allora andiamo subito a Lazzano, mancano 5 minuti più recupero. Cosa succede, Alberto? No, 5, 25. Sì, Giovanni, invece qui è cambiato tutto da Dazzano Deccio, ma è cambiato a favore del Lumignacco, che adesso insomma si è portato sul 2-1, ma la situazione si era messa appunto malissimo per ragazzi appunto di Giordano che erano rimasti appunto sotto i 2 gol e il primo gol era stato appunto la ripresa, l'aveva appunto insomma segnato Paolucci
su un bellissimo lancio appunto di Verrillo. La ripresa appunto si era aperta poi con alcune azioni promettenti appunto da Sanese, poi c'è stata appunto a doccia gelata il gol appunto ha timbrato un ottimo Verrillo, che veramente ha fatto un Eurogol, diciamo stop al volo, una girata precisa e la palla si è inficcata appunto sull'angolino basso della porta difesa da Gorgato. E appunto la Sanese poi ci ha creduto, ha alzato la testa, nell'arco di 2 minuti ha trovato il gol del 2-1. Anche qua è stata comunque un'azione abbastanza possiamo dire abbastanza confusa, c'è stata appunto un'uscita appunto maldestra di Bon, Caccoli ha messo la palla al centro dalla destra, diciamo appunto sulla Bon è uscito a vuoto e da ottima posizione Olivotto ha cortato le distanze. Qui siamo adesso al 27esimo, quindi credo ci saranno anche alcuni minuti di recupero, quindi possiamo dire tranquillamente che l'arbitro decreterà alla fine una ventina di minuti circa, quindi la Sanese e le speranze sono spente e vedremo naturalmente se i ragazzi di Giordano riusciranno almeno appunto a pareggiare questa partita. Ricordiamo è entrato anche quell'Erba, non al meglio della condizione fisica, si è visto veramente in pochissime occasioni oggi, visto stato un po' turbolento, ha avuto un'occasione bellissima al quarto minuto della ripresa, però la sua conclusione è stata debole e quindi facile presa di gol. Adesso c'è un momento un po' statico della partita, c'è il pubblico poi infuriato per decisione avventata da parte dell'arbitro, non è successo comunque nulla, punizione adesso dalla metà campo per la Sanese, quindi ribadisco il risultato: Assanese 1, Lumignacco 2. Bene, grazie ad Alberto Commisso da Azzano Decimo. Nel frattempo, come diceva Cleofa, rigore sbagliato dal Cagliari, si è ribaltata la situazione, la Lazio va in avanti e segna subito. Quindi a Cagliari la Lazio raddoppia, Cagliari 0, Lazio 2, vediamo tutti i risultati: Livorno 2, Bologna 0, Milan 1, Parma 2 e Sassuolo 2, Catania 1. Queste le 4 partite del pomeriggio. Ricordiamo ieri Verona-Inter 0-2, quest'oggi a mezzogiorno e mezza Atalanta 3, Sampdoria 0. Torniamo a Pasqualina. No, non torniamo a Pasqualina. C'è Gemma. Un veloce aggiornamento, Muggia Chions 0-1. Bene, Chions giustamente a Muggia oggi era una partita fondamentale. Sì, a Muggia non può non vincere Chions. Dopo vedremo anche l'eccellenza, vediamo se riusciamo a dare i finali in tempo reale. Io intanto i definitivi della Serie D. Bene, allora tra poco diamo la Serie D. Dunque, allora, in questo concorso come se lo Veneto, poi andiamo avanti con Fabrizio. Sì. Ma continui a studiare giustamente, che fai l'istituto turistico. L'Ipsia? No. No, studio parrucchiera. Studi parrucchiera, scusami, ho sbagliato. Guarda che boccoli. Te li fai da sola? Te li fai da soli? Oggi me ne ha fatti lei. Lei allora ha fatto una parrucchiera in più. Un'altra parrucchiera? No. Siete così, tra amiche si fa questo. Ma il rapporto, nel frattempo vediamo qualche foto di Pasqualina. Il rapporto con le altre ragazze che hai quando fate le sfilate, poi ho visto che hai una bella foto fatta a Lignano con la tua amica, che dopo la vediamo. Com'è il rapporto con le altre ragazze quando sfili o quando, cioè, vi vedete anche fuori da queste occasioni di spettacolo oppure... Sì, l'ho conosciuta infatti nel concorso nazionale in Calabria, sì. E siamo state insieme e poi da lì è nata un'amicizia, voglio dire, se non è che vi tiravate nel camerino le scarpe coi tacchi No. 12, tutto tranquillo. Sì, sì. Beh, ma adesso non fa la buonista, ci sarà qualcuno che ti sta, insomma, non simpaticissima? No, cioè li conosco e basta. Fabrizio mi guarda di traverso. Perché Fabrizio sa le cose. Queste sono le foto più belle secondo me. Ecco, giustamente l'hanno tolta. Torniamo sulla foto per cortesia di prima. Questa è bellissima. Questa è proprio fatta da un fotografo professionista. Sei tu che cerchi di stare in equilibrio. Sei a Lignano lì? Sì. Ecco. Poi ho visto che tu sei un amante di cani, mi sembra, perché ci sono delle foto con cani. Eccolo. Eccolo lì, bellissimo. Che cos'è? Un Labrador? Sì. Stupendo. Maschietto? Femmina. Femmina? Che sono più buone dei maschietti. Sono delle belle bimbe. Sono tutti buoni i cani. E qua spiegaci, fermi su questa foto, adesso a tutte le amiche e amici a casa ci spieghi come si usa la lavatrice e soprattutto coloreria. No? Col coltello ad occhio vedo. Soprattutto quel coltello serviva a cosa? Ero a casa della mia amica e non sapevamo fare. Peggio di Shining. Non sapevate fare la lavatrice. Tu pensavi che mettendo il coltello lì, no, in un interruttore,
la lavatrice partisse. Non era la mia lavatrice. Non era la tua lavatrice? No, assolutamente. Il coltello non l'hai messo tu, No, partiva solo col coltello. La lavatrice che parte col coltello. Ma bloccava il pulsante. Era dato in dotazione alla lavatrice, il coltello l'avete preso? Non so. Ah, non lo sai. Beh, comunque sono belle queste L'importante è immagini. che funzioni. Chi? La lavatrice. O il coltello? No, appunto sì, il coltello. Ma poi com'è finita col lavaggio con la coloreria? Perché lì si vedeva che tu stavi proprio leggendo le istruzioni, perché avevi macchiato qualcosa. Esattamente. La mia amica. La tua amica. E ecco, vedete, quel foglietto lì magari non si vede in televisione, sono quei riparacolori, no, che si mettono. Sì. Funzionano? Sì, è uscita bene, sì. Siete riusciti a riparare, Sì. a rimediare al danno? Bene. Bene. Molto bene, quindi oltre a essere una bellissima ragazza a studiare eccetera, sa anche fare la lavatrice, e questo Che aiuta. aiuta assolutamente, scherziamo, anche perché nonostante la lavatrice fosse rotta, no, si sono attrezzate col coltello l'hanno fatta partire, cioè, quindi La quindi cagnolina, voglio dire c'è cagnolona. anche un po' di fantasia nel fatto Un po' MacGyver, insomma. MacGyver, esatto. Una miss un po' MacGyver. Poi invece sei a scuola? È la mia amica, non so. Ah, non sei tu? Ecco, ho sbagliato. Ma anche tu avevi foto di scuola molto interessanti, ho visto su Facebook, Sì. no? Vabbè, abbiamo fatto tutti la scuola, tutti abbiamo dei momenti a scuola, no? Che Però non tu stiamo mo- avevi il cellulare per farti... No? No, noi non avevamo il cellulare. Vedi. Noi avevamo il Anch'io l'ho telefono, avuto all'università. il telefono a gettoni, quelli bronzi, Esatto, quelli telefono. pesanti, no? Ecco. Allora in Serie A non sta succedendo niente, mi sembra, a parte il Milan che sta cercando di, vediamo, di Cerca il riuscire a pareggio. pareggiare, ma non sembra ci stia riuscendo. Invece Deborah, tu la tua fascia, no aspetta, la tua fascia, Pasqualino, non abbiamo parlato della tua fascia. Non ha detto cosa ha fatto poi in Calabria. Racconta. Ah! Cosa Lo hai può combinato? sentire la Cosa hai mamma cosa ha fatto in combinato? Calabria? Beh, si lo sa, è una cosa... Ah, e c'era anche lei, perfetto! Ma intanto erano in 100 finaliste da tutta Italia e lei insomma così giovane che aveva ancora 15 anni, adesso ne ha 16, è giovanissima, è arrivata a fare le prime 12 Pasqualina Addirittura. e ha vinto la fascia nazionale di Ragazza Sorriso 2013. Quindi dovete proprio bene. Complimenti. Ma questa fascia sorriso cosa ti ha dato? A parte la notorietà, cioè c'era un premio, c'era partecipazione a qualche sfilata oppure si concludeva lì, diciamo? Si concludeva lì, cioè però tra tutte le ragazze. Certo. Sì. Quindi 100 ragazze. Sì. Sono tante 100 ragazze, eh? Sì, anche più forse di un centinaio all'incirca centinaio comunque. sì. Ecco. Era tutta Italia, se no, è un concorso nazionale che ha 25 anni. Sì. Quest'anno siamo già pronti per iniziare il tour, è andata molto bene l'anno scorso. Come concorso interessante, si chiama Moda e Spettacolo, quindi diciamo che piace un po' a tutti. Certo. E siamo andati veramente bene perché le nostre ragazze, oltre a loro due, anche le altre hanno preso comunque dei titoli nazionali anche per la moda. Bene, ma di questo ce ne parli dopo. E vabbè, adesso poi arriva Deborah che è Ecco, andata adesso- ancora più in alto. è Adesso arrivata chiediamo, lei. anche perché lei è alta, tra parentesi, a parte i tacchi. Allora, questa fascia invece tu, Deborah? Sì, questa fascia è Miss Sto Modest 2013 Mhm. e vincendo questa fascia mi è stato offerto da Fabrizio un contratto in esclusiva e attualmente sono impegnata con qualche lavoretto in giro per il Friuli. Quindi sono tipo sfilate, Sì. book fotografici? Sì, esatto. Certo. Adesso uscirà anche un servizio per una rivista Shot Magazine che si chiama, che sta andando molto, dove appunto c'è il protagonista Deborah. Benissimo. Adesso comunque continuiamo a parlarne. Gemma. Sì, ti interrompo un attimo perché abbiamo il nostro inviato a Marano Enrico Soli che siccome con il presidente poi se ne andrà via e dobbiamo beccarli al volo. Momento di grande TV, Allora Enrico, pronto? Allora ci confermi l'1-0 intanto. Sì, l'1-0 finale, io se volete vi passo direttamente il presidente così fate le domande direttamente a lui. Assolutamente. Vediamo, abbiamo il piacere di avere in diretta Rino Dalle Rive, il mega super presidente del Marano. Buon pomeriggio Rino. Salve, salve, salve. Buon pomeriggio. Allora, gli ultimi 20 minuti, mezz'ora del Marano sono proprio micidiali, presidente. Cioè voi... Sì, ma noi giochiamo sempre dal 70° al 90°. Ecco, infatti... Prima ci divertiamo e poi ci impegniamo, ma sono troppo pochi 20 minuti. Partita molto tirata, Sì. meritatamente, e loro secondo tempo non hanno mai passato metà campo, però bisognerebbe finalizzare meglio. Abbiamo sbagliato 3-4 gol come al solito, però finisce bene quel che meritavamo, insomma, la vittoria, dai. Certo. Presidente,
secondo lei, no? Io so che lei è un grande appassionato di calcio e intenditore di calcio, a parte appassionato, e sta mettendo tutta la sua forza morale e non solo nel Marano per questa impresa di salire appunto in Lega Pro. Ma secondo lei questa difficoltà, ad esempio, che ha avuto oggi il Marano di segnare, a parte tutti i gol sbagliati, è dovuta a cosa? A una mancanza di gioco o solamente alla fortuna? Perché ci vuole anche fortuna nel calcio. No, perché intanto la fortuna è sempre da parte di solito dei forti. Sì. Non si può vincere 23 partite, una sconfitta e 2 o 3 pareggi, questa è squadra. Sì. Qua c'è tanta roba, però adesso mancano 7 partite, sono 7 finali, tutti ci vogliono battere perché è così, deve essere così, però partite difficilissime, sono finali. Dove andiamo noto sempre che ma è giusto che sia così, certo. Ma insomma noi cerchiamo sempre di contrabbattere, ecco. Anche oggi potevamo fare 4-5 gol, loro hanno un tiro in porta. Bene. Che ha parato come con voi, ha fatto bene Gava, ha fatto un paratone, però dopo basta tutta la partita. Ecco. Un arbitro un po' anche oggi un po' discutibile, perché un rigore nettissimo non dato, comunque ci divertiamo dai fino alla fine. Allora, le passo un nostro commentatore, Cleo Fabrao, che vuole farle una domanda. Sì, Scusi Presidente, ma sabato, visto che giocate in concomitanza sia il Pordenone sia il Marano, farete la guerra a chi gioca più tardi, alle 10, alle 11 di sera? No, magari a mezzanotte, ma che discorsi sono? Noi chiediamo e deve essere sempre la squadra avversaria che dice sì o no. Sì. Voi ci avete chiesto anche voi quando siamo venuti su e abbiamo dato la nostra adesione, ma sono discorsi che da bambini questi qua. Non li capisco e non posso commentare una domanda del genere. Presidente, lei ha fatto una battuta e voglio sottolineare che qua non stiamo parlando da tifosi del Pordenone, ma da una trasmissione di informazione. Anche perché siamo in onda da Udine noi, sì. Ma scusi un attimo, ma noi chiediamo, se la squadra avversaria ti dice sì, va bene, se dice no, pazienza, che discorsi sono? Certo. Noi preferiamo giocare sabato per 1500 motivi. Certo, chiaro. Perfetto, intanto la ringrazio per la sua disponibilità, Presidente. Auguriamo ovviamente in bocca al lupo al Marano e spero di averla ancora ospite via telefono e magari anche qua da noi in studio. Grazie Presidente. Buona domenica. Pareggio del Milan. Il Milan pareggia su rigore con Balotelli. Esatto. C'era rigore, Cleofa? Non sono stato attento, Eri sentivo. concentrato sul Presidente del Marano. Cosa c'è, Gemma? Allora, Azzanese Lumignacco 2-2, hanno pareggiato. Benissimo, Bene. tra un po' diamo il riepilogo. E dobbiamo ancora dare i definitivi della serie. Allora, diamo i definitivi della Serie D. Aspetta che vado a cambiare tutti i risultati qua sulla mia cartellina, perché se no dopo mi confondo e do i risultati sbagliati. Anche Giovanni c'ha i fogli, Cleofa, non solo tu, anche Giovanni c'ha tutte le sue... Allora, vediamo Dai. i definitivi della leggere Serie da qui? D. Allora, leggili tu. Montebelluna Este 0-0, Drobelluno 1-2, La Fenodora 2, Tamai 0, San Paolo Padova Triestina 1-0, Fincantieri Monfalcone San Vitese 1-1, Pordenone Trissino Valdagno 2-0, Sacilese Fersina Perginese 1-0, Marano Giorgione 1-0, Mezzo Corona Vittorio Falmec si chiude 1-0. E intanto Giovanni Sto facendo la aggiorna classifica con, e allora... come si chiama quella cosa, col pallottoliere di No, non è Il pallottoliere. Corona quando sa. E allora, la classifica Eccola dopo la 27esima giornata della Serie D, il Marano va a 70 punti, il Pordenone a 67, Sacilese a 52, Belluno a 48, l'Este a 42, la Fenadora 3-2, Parma, ci fermiamo. Incredibile, sono riusciti a far segnare anche a Mauri. Bravi quelli del Milan, Deve essere il secondo gol. Hanno chiamato Piero Angela. Hanno chiamato Piero Angela, sì, forse anche suo figlio insieme. E può anche darsi. Allora, incredibile a Milano quando mancano Ma non è finito. 5 minuti. Come 5 minuti? Siamo al 32esimo. 32esimo? Non è finita non ho guardato il coso. quarto Sono d'ora, due dai, presidenti in che uno, se non Fusi hanno fatto Con gol, doppietta di Cassano e gol di Amauri, largo ai giovani a Parma. Bel gol, hai Gol di visto? Tasco però, bello. Bel gol. Molto Questa bello. che roba? Sì. Mi ricorda quello di Mancini.
Quando giocava nella Samp. Comunque non è la prima volta, no? Che a Mauri fa un gol di Sì, tacco, sì. me lo ricordo. Forse Rovesciate, tacco. Forse anche contro l'Udinese ha fatto un gol di tacco Biancamaria, mi sembra di ricordare, vero? Sì. Proprio quest'anno forse. Mi pare- No, ero qua quando abbiamo perso col Parma, non mi pare che avesse segnato di... Era l'anno scorso, so che dal Rovesciata Parma... forse. Sforbiciata forse. Allora, ricapitoliamo la classifica di Serie D, abbiamo giustamente dato spazio al Milan, Marano 70, Pordenone 67, Sacinese 52, Belluno 48, Este 42, La Fenadora 38, Montebelluna e San Paolo Padova 37, Triestina e Trissino Valdagno 34, Giorgione 30, Tamei 29, San Vitese raggiunge il Tamei a 29 punti, il Mezzocorona supera il Vittorio Falmec, Mezzocorona 27, Vittorio Falmec 26, Fingaltieri Monfalcone 24, Dro 21, Fersina Perginese 15. Prego Gemma. C'era un rigore, vediamo se c'è ancora in diretta. Alberto Commisso in linea. Vediamo se c'è rigore. Lo sta battendo Verrillo, fa Gorgato, prodetta del portiere della sua sinistra e ha sventato appunto questo probabile appunto vantaggio dell'umiliato, perché dobbiamo raccontare la Sanese, l'ultimo collegamento avevamo detto che era sotto di una rete, è riuscita appunto a far rimontare con un gol, a scrociare le distanze appunto con un gol, e appunto 10 minuti più tardi è riuscita a pareggiare grazie a una bellissima appunto sua conclusione, possiamo dire così, da parte appunto di Dalcini, che va preso e spalla al limite dell'area, aveva appunto piazzato con una bellissima conclusione il colpevole Bon. Poi adesso abbiamo assistito a questo rigore, c'è stata una volata da parte di Berrillo, una trattenuta vistosissima in area di rigore da parte del numero 10 De Pin, che nell'occasione è stato pure espulso. Dal dischetto si è presentato lo stesso Berrillo, la prodetta appunto di Gorgatto ha sventato questa minaccia, quindi il 2-2 adesso insomma ci sta tutto, quando mancano esattamente 3 minuti al fisco finale, più naturalmente saranno almeno 4 minuti di recupero, almeno penso, per decretare insomma la fine di questa partita. Benissimo, grazie Alberto. Naturalmente Grazie a voi. Se succede qualcosa subito in contatto con noi. Torniamo a parlare con la nostra amica Deborah. Dunque, tu hai vinto questa fascia, lavori ovviamente nell'agenzia di Fabrizio. Anche tu, come hai cominciato questa cosa? Per gioco, come Pasqualina, come tutte? Sì, anche io ho iniziato per gioco quest'estate partecipando a una selezione. Questa esperienza mi è piaciuta e quindi ho deciso di continuare. Quindi serate nel senso di sfilate? Sì, una selezione dei concorsi. Ecco, ne hai fatte quante quell'anno scorso? Vediamo intanto le tue bellissime foto. 4? 4 in Sì, un'estate? Beh, sì. sono tante, Fabrizio, 4 in un'estate, no? Di selezioni. C'è da dire, sì, mi pare un 5 saranno state. Addirittura? Comunque un 5. Diciamo, no, non sono tantissime, Ah, sono no? poche, però lei... C'è un po' la regola appunto nella mia agenzia, quando vinci una selezione ti fermi per un attimo per dare spazio anche comunque a altre ragazze. Lei è una di quelle ragazze, è una di quelle ragazze che quando vince di solito ultimamente, quindi insomma rimane ferma per un po'. Certo. Se arrivasse magari terza o quarta o quinta verrebbe richiamata, ecco. E a parte Questa è la foto sfilare, che nella in vita Calabria. cosa fai? Studio. Studi? Sì. Cosa studi? Sono al secondo anno in un istituto tecnico qua a Udine. Qua a Udine. Istituto tecnico di? Geometra? Relazioni internazionali e marketing. Vabbè, una professione anche abbastanza difficile, credo. Sì. Perché il marketing non è una scienza facilissima, no? Visto che poi è sempre in movimento, non è una cosa ferma, no? Come la storia non succede più niente. Il marketing invece è sempre un'evoluzione. E per il tuo futuro cosa pensi, cosa speri? A parte naturalmente fare carriera come ragazza, come modella, magari non so, attrice, cantante, piuttosto. Sì, quello è diciamo un sogno nel cassetto, però mi piacerebbe laurearmi o in giurisprudenza oppure in lingue straniere. Meglio lingue straniere, consiglio da vecchio, perché in giurisprudenza sono stati disoccupati, almeno con le lingue si viene. Sì, Fabrizio, con le lingue. Io ho visto più il contrario, perché tantissime ragazze nella mia agenzia che sono laureate appunto in lingue e teatro straniere sono disoccupate, mentre in giurisprudenza fa gli avvocati c'è sempre bisogno, mi sembra, in questo periodo di crisi, di crediti, cose varie. Se no, va a insegnare come fa Biancamaria. Nel frattempo c'è un rigore a favore del Livorno. Del Bologna, quindi quando mancano 6 minuti alla fine, forse a Livorno si riapre la partita. Dunque, come aspirazioni laurearti e poi come carriera, come lavoro, diciamo, cosa ti piacerebbe fare? Ho le idee confuse. Benissimo, ma d'altra parte hai 16 anni, no? Appunto. Allora sì. Quanti ragazzi hai?
Uno. Solo uno? Come mai? Perché una alla volta. No, non è di moda avere solo... che intanto aveva segnato il Bologna, non è più di moda avere solo un ragazzo, mi sembra. È come il calcio. È come il calcio, no? In panchina. Bisogna avere sempre i panchinari. Gioca in 11, dice. Stiamo scherzando. Vuoi salutarlo, tra parentesi? Ciao Francesco. Benissimo, ciao Francesco. Ma lui è geloso? Sì, abbastanza. Benissimo. Ecco, nel frattempo il Sassuolo fa il 3. Quindi aggiorniamo la Serie A, perdonami sai, ma qua parliamo ogni tanto anche di calcio. E allora aggiorniamo la Serie A, dunque il rigore del Bologna che quindi si porta sul 2-1, mentre il Sassuolo chiude la partita col Catania 3-1. Ricapitoliamo: Cagliari-Lazio 0-2, Livorno-Bologna 2-1. A Milan, Parma-Milan 3-2, Sassuolo-Catania 3-1. Ma quando fai queste sfilate, queste selezioni, lui viene dietro a te o cosa, oppure sta a casa o esce con gli amici? Le prime sfilate aveva il piacere di venirmi a vedere, poi sì, non mi segue sempre. Prego Fabrizio. C'è anche da dire che purtroppo sono riuscito anche a coinvolgere il suo ragazzo. Ah, la ecco. prima selezione che ha fatto lei, Sì. sono riuscito a coinvolgere anche il suo moroso che ha sfilato anche lui per Mister Friuli Venezia Giulia. Ecco. So che è un bel ragazzo come tu. Certo. Anche lui, no? Beh, certo. Invece tu, Elena? Io anche ho iniziato con Sì, Fabrizio, questo con lo l'agenzia, sappiamo. e ho fatto vari concorsi e lavoretti sempre per l'agenzia, e poi comunque mi sono laureata, quindi diciamo mi sono un po' Sei laureata, diciamo, in cosa? in traduzione, quindi Ecco. diciamo lingue, traduzione e mediazione culturale qua a Quindi Udine. le aziende, se avete bisogno, visto che tante aziende del Friuli Venezia Giulia, Bella questa foto. Questa è una foto bellissima. Sì. Omar in centro. Sì. Bassino Omar però, o avevate tanto tacco? Famo i tacchi tutti e due. Un tacco 15. Sì, come il loro solito. Però lì sembra No, visto che siamo in una zona di confine, tantissime aziende friulane e venete lavorano con l'estero, c'è Elena Mauro che è laureata in traduzioni. Sì, traduzione e mediazione culturale, inglese, tedesco, e poi ho fatto sloveno come terza lingua. Bene, che forse sono ultimamente, no? Sloveno, croato, servono le lingue tantissimo. dell'est sono quelle che cominciano a servire molto, Questa no? è bellissima. Ecco. Sposina. In rosso. In rosso. Intanto a proposito di Omar Costantini, continua a invadermi la bacheca di notizie. Mi ha scritto pareggio. Quindi pareggio di Pareggio. Ammazzati. Povero Omar senza credo. Dobbiamo ricaricare il cellulare a Omar. peccato, Fontana Fredda perde una bella occasione, esatto, di accorciare, quindi Manzanese 1, Fontana Fredda 1. Fabrizio, raccontaci tu adesso quello che abbiamo capito prima, ci hai detto che farai questa grande festa per l'11° anno della Sì, facciamo della ogni Storm anno Models. una o due feste, Sì. dipende come vanno, perché i ragazzi si divertono, con tutti i ragazzi e ragazze dell'agenzia. Ogni anno ci si ritrova verso maggio-giugno a Bibione, in questa discoteca, ristorante che si chiama Shani, e si fa lì la festa con tutti, una volta l'anno, si sta insieme, si passa una bella serata, è aperta a tutti, chi vuole venire, e penso che si farà anche quest'anno, sicuramente a maggio, credo. Stiamo aspettando, oramai siamo vicini. Sì, beh, comunque tornerai sicuramente a parlarci. E invece per quanto riguarda le altre tue manifestazioni che ne organizzi di importanti, appunto, tra selezioni, Beh, miss. sabato scorso c'era la festa della donna l'8 Eh. marzo, è stato un successone in tutta la regione, c'erano i nostri modelli che poi inviteremo anche loro comunque qua un giorno. Con moderazione i maschi, Per la tua maschi gioia, con molta naturalmente. moderazione in Gemma, questo sai più che studio. altro, io E di sono- Gemma anche. A me Quindi- il genere modello non... A te no? No. No, tutto sto Insomma, muscolo. alla certa età. Una certa età. Li inviteremo No, una- io ho sempre paura, con i modelli che sono tanto palestrati, ho sempre paura che poi trascinino in Ma palestra. chi ha anche detto me. che il modello è palestrato? Sono tutti con la tartaruga, non come No, la tua, beh, quella no, vera. non viene In tanta testa? roba, tanto. E poi voglio dire, non è detto, cioè se uno ha un bel fisico non è che per forza Sì, deve no, fare ma 20 ore in sempre. palestra. Beh, no, insomma, voglio non dire. sono... Ma c'è il ragazzo adesso che va un po', diciamo, cubista, così ballerino, da discoteca, che è muscoloso, e poi il modello invece non è muscoloso in realtà. No, poi L'indossatore è magro e non è... No, troppo mago non va muscoloso. bene per la Sara, non va bene. Va Mi bene. dispiace. Lo lasciamo per la Gemma che so che si interessa. Cosa? No, ho sentito Fabrizio che ha detto Gemma e non ho capito. Ma lei lo Ho vuole- detto io lei lo Gemma. vuole- Poi hai detto tu Gemma. Lei lo vuole non tatuato sto capendo più nulla. Sì. Vuole un modello tatuato, Lei vuole, sì, come esatto. mi sono dimenticato come si Manuel. chiama? Manuel. Lei vuole Manuel, sappiamo Ma che lei dove? vuole Manuel. Manuel Blasco Sì. vuole. Cioè, anche a casa te lo mangiamo. Sì, te lo mandiamo a casa. Anche appunto che a casa vuole. Facciamo un Perché qua DHL, c'è lo tanta carichiamo sul gente. primo furgone e te lo mandiamo a Facciamo Brugnera. un SDA che è meglio. Prego. Allora, sono arrivati un po' di messaggi. Sì. Ragazzi, senza Pamela non è la stessa cosa, dai, non fate questi scherzi, riportatela in diretta, fate i bravi. E messaggi così ne sono arrivati un bel po'.
Sì. E poi ha scritto credo anche tuo cugino, perché Simone di Portogruaro dice tutti voi bravi, il conduttore di più. Tuo cugino? Non ho cugini a Portogruaro, se c'era Eno di San Vito potevo capire, Bruno e Giorgio di Sevegliano potevo capire, a Portogruaro non ho nessuno, vedi te? Va bene. Allora, poi è arrivato un messaggio da parte di Orazio che dice Italia Rugby ha giocato all'Olimpico. Ah, ecco. Sì, perché ne parlavamo prima. Grazie Orazio. Era arrivato molto prima, però appunto tra un collegamento e l'altro. Saluto anche Orazio perché posso immaginare che Orazio è. Ecco, poi tanti altri messaggi, insomma, sulla mancanza di Pamela. Alla fine Pamela ce l'abbiamo al telefono. Allora. Ciao. Allora, intanto adesso fai il lavoro che fai qui, quindi mi dici 4 risultati della Serie A quando mancano pochi minuti. Allora, Livorno-Bologna 2-0, Sassuolo-Catania 3-1, sì. Cagliari-Lazio 0-2 e Milan-Parma 3-2. No, 2-3 cara, non gabbare. 2-3, sì, scusa, 2-3. Ecco, sai che quest'anno è andata in Serie B probabilmente? Vabbè, faremo un anno in Serie B, beh. Ecco. L'ennesimo. Qua dicono l'ennesimo, Naturalmente ricordiamo che Pamela Bonesso sarà anche l'ennesimo. Grande tifoso del Milan. Grande tifoso del Milan, Pamela. Dunque, perché ci hai chiamato? Sì, perché non potevo, ho finito di mangiare tutto, ho finito anche la torta. Finita la torta? Sono le 5, ci credo che hai finito di pranzare. A che ora hai cominciato il pranzo, scusa, visto che sono le 5 meno 10? Siamo arrivati al ristorante all'1. Beh, 4 orette, cos'è un matrimonio? No, ma comunque dura sempre così. Va bene, benissimo. Vuoi salutare qualcuno, a parte tutti i tuoi fans che chiedono assolutamente la tua presenza in trasmissione? Sì, tanti. Insomma, come è andato il sondaggio? È andato molto bene. A parte un paio di loro hanno detto che è meglio senza di te, ma gli altri di solito hanno detto che è meglio con te. Sì, vabbè. Saluto tutti. Poi non so chi c'è lì oggi in studio, quindi... C'è un sacco di gente, non posso farti l'elenco, non importa. E ci vediamo domenica prossima, va bene? Se mi volete ancora lì, sicuramente. Certo. Allora ti aspettiamo, saluta la nonna Bis Bis. Esatto, saluta tutti a casa anche. Grazie Pamela, ciao. Omar mi scrive Manzanese in vantaggio. Incredibile in eccellenza, Cleofa. Il Fontana Fredda veramente in questo momento sta facendo uno scivolone clamoroso. Fa un piacere al Crass. A 5 giornate dalla fine. Sì. Ricapitoliamo dunque l'eccellenza, squadre... Dimmi Gemma. No, avevo Omar al telefono se volevi, così. No, in questo momento no, perché mancano pochi minuti Gemma, andiamo avanti per chiudere la trasmissione. Allora, ricapitoliamo l'eccellenza, le partite dovrebbero essere quasi tutte concluse, ovviamente vediamo i risultati non definitivi, attendiamo le conferme. Azzanese Lumignaco 2-2, Cerlis Muzzane San Luigi Calcio 1-0, Gemonese Virtus Corno 2-1, Manzanese Fontana Fredda 2-1, Amugia Chios Muggia 1-0 e Rivignano San Daniele 2-0. Voglio naturalmente ricordarvi che a partire dalle 19 su TPN Telepordenone Video Regione c'è Sport Nord-Est, dove potrete avere tutti i risultati dalla Serie A alla terza categoria con interviste, commenti, filmati e quant'altro, naturalmente con Dario Perosa e Nazareno Loretti. Nelle partite c'è anche Cleofa stasera a Pordenone, naturalmente con Cleofa Bravo. Oggi fai il pienone di questa TV proprio. soprattutto per l'eccellenza non riusciamo a dare anche la classifica dell'eccellenza, la potete vedere naturalmente più tardi. C'è una cosa molto importante che si svolge il 30 di marzo, si svolge a Cividale, ecco perché siamo sempre di corsa e io cerco sempre di dare tutte le notizie, però questo già che abbiamo avuto tanti collegamenti telefonici per quanto riguarda ovviamente la serie di licenza che seguiamo, è l'UNESCO Cities Marathon. La seconda edizione, no? Allora, abbiamo il presidente in persona quest'oggi, ricordiamo Giuliano Gemo. E ci racconti com'è nata questa manifestazione, che è una cosa molto interessante. È nata quando Cividale è entrato patrimonio dell'UNESCO e caso vuole avevano chiesto a me, che in quel momento ero vicepresidente regionale del CONI, mi hanno chiesto così se cercavo con Aquileia di organizzare qualcosa, poteva essere tennis, incontri, insomma siccome lo sport è coinvolgente, più o meno trascina eccetera. E ho detto, ma una delle cose che potrebbe essere una staffetta passando per Palmanova qua e là, ma è un amico mio naturalmente è andato e mi telefona e mi dice guarda che ci sono 42 km, 42
un numero magico perché vuol dire maratona. E quindi a quel momento abbiamo detto è possibile fare una maratona, e da lì è nata l'idea della maratona. E poi succede anche una cosa, siccome è l'unica provincia al mondo, perché non esiste nessuna provincia al mondo che abbia due città patrimonio dell'UNESCO, certo, come poi di quella levatura, perché non dimentichiamo che Aquileia nel mondo rappresenta la seconda città della cristianità, dopo sappiamo benissimo che abbiamo un insegnante, potrebbe ben sottolineare questa, e soprattutto Cividale che è capitale di Longobardi, quindi sono due situazioni uniche, e da lì ci siamo partiti con la volta abbiamo deciso di mettere come data il 2013, noi parliamo del 2010, ho detto, cerchiamo di fare questo, da lì è iniziato un discorso, un'organizzazione, partita da lì, abbiamo coinvolto la provincia, la regione, i comuni, tanto è vero che questa qua, che l'anno scorso, caso vuole, tra l'altro, tanto per cambiare, per creare le cose ancora più complicate, ci hanno segnato la data il 1° aprile. Solo che il 1° aprile l'anno scorso non era soltanto uno scherzo, sì, era anche si ricordate cos'era il 1° aprile? Pasquetta. Quindi immaginarsi a Pasquetta in Friuli Venezia Giulia. Sì. C'erano tante griglie per i campi, no? Era divertente, vino. Ma anche un particolare, che per fare la maratona bisogna chiudere le strade. Certo. Ma la 352, che è la strada che parte da Palmanova, no? E va ad Aquileia, che cosa fa? È l'unica strada che collega Palmanova a Grado. Sì, però un'altra cosa anche. C'è l'autostrada che esce, no? Anche. Ecco, bisogna chiuderla. E l'anno scorso l'hanno chiusa, e quest'anno di nuovo. Sì. Con la differenza quest'anno, cioè che è la prima volta che chiudono un casello autostradale. Nel frattempo Picandoni Giuliano, debacle del Milan, il Parma va sul 4-2 proprio al 90esimo. E il Milan va all'Urd. Chi è? Biabiani che segna il quarto gol. Con grande sofferenza mia, perché io sono milanista. Mi dispiace. Oltre che essere udinese, ma d'altra parte. Lei è così simpatico, non poteva avere questo difetto. Abbiamo festeggiato tante volte con lo champagne, se una volta beviamo un po' di Coca-Cola. Va bene lo stesso. Ma qua mi sa che è acqua neanche gasata, la Coca-Cola. No? Amen. Che gol! Incredibile. Il partito con quello scudetto che ci ha fregato la Juventus, con quel gol. Sempre lamentarsi. Torniamo a parlare con quel gol di Montari che... Bene, è finita. Ce ne ha rubati tanti a noi. È finita, mi sembra, a Milano, vero? Proprio l'ultima azione è stata il gol di Biabiani. L'ultima azione. Ma meritava di vincere. Sì, beh, non c'è stata la storia. Dunque, Giuliano, per chiudere il discorso... è il 30, esatto. Il 30 abbiamo già circa un migliaio di iscritti, quest'anno ci sono tanti stranieri come i russi perché quest'anno la Friuli Venezia Giulia diciamo l'anno dei rapporti con la Russia. Allora, ha un po' sollecitato questo tipo di rapporti e dall'Ucraina e siamo riusciti comunque è così, e quindi pensiamo sicuramente sarà una festa per tutta la regione, perché ritengo che questo debba costituirsi anche un evento coinvolgente, perché il fatto stesso che coinvolge 11 comuni, tutta la regione, poi una cosa forse non voglio dire unica ma rarissima, che questo qua non è organizzato da una società, è organizzato da un comitato. Bene. Che coinvolge circa una decina di grandi società, che sono quelle che organizzano già dalla Maratonina Udinese, da quella di Palmanova, da quella del vino e tutto. Quindi... Bene. Allora appuntamento al 30 marzo. 30 di marzo appunto. Grazie a voi. Grazie a lei. Grazie a lei di essere venuti. Allora siamo in chiusura. Gemma. Dell'eccellenza, sì, sono prego. finite le partite. Azionese Lumignacco 2-2, Cerlis Buzzano e San Luigi Calcio 1-1, Gemonese Virtus Corno 2-2, Manzanese Fontanafredda 2-2,
Murgia Chions 1-1 e Rivignano San Daniele 3-1. Benissimo, come dicevo, per quanto riguarda i risultati classifiche dalla terza categoria a partire dal 19, Telepordenone Videoregione. Per quanto riguarda la Serie A, velocissimi, Cagliari-Lazio finali, Cagliari-Lazio 0-2, Livorno-Bologna 2-1, Milan-Parma 2-4, Sassuolo-Catania 3-1, siamo tardi, noi salutiamo, noi la prossima domenica. ringraziamo tutti gli ospiti, soprattutto Fabrizio, le ragazze, Elena, Cleofa che adesso va diritto a Pordenone, Ettore grazie, Bianca Maria sei sempre la benvenuta e Giuliano grazie ancora di essere passato. E noi ci vediamo la prossima domenica sempre qui, anche con Pamela e Omar Costantini, speriamo. Io penso di non esserci. Tu non vieni? Ma domenica non ho voglia. E facciamo il sondaggione su Giovanni. Vado a fare la grigliata. Domenica prossima, l'altra domenica, allo Sport TV Veneto in poltrona. Che grigliata, Ciao. senza di me. La grigliata, senza di te. Ciao. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano X.